Buongiorno, ben ritrovati. Siamo nuovamente in diretta con voi come ogni giorno fino alle 14:30 e mancano davvero poche ore alla fine di questo 2020, un anno caratterizzato dalla pandemia che ha stravolto e cambiato davvero la vita di tutti quanti. È iniziata la campagna vaccinale anti-Covid, quindi la speranza è che il prossimo anno sia un anno diverso e che si possa tornare piano piano alla vita normale. La notizia buona è che la curva nel nostro paese è in decrescita, ma un po' rallentata, però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare in modo che la nostra curva si mantenga sempre in decrescita, lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al Ministero della Salute. E mancano anche pochi giorni però alla quella che dovrebbe essere la riapertura della scuola il 7 gennaio. Si è parlato del 75%, si è parlato poi del 50%, adesso ancora non è del tutto sicuro. Noi lo chiediamo e giriamo la domanda all'assessore regionale Elena Donazzana, assessore all'istruzione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, e ai vostri telespettatori. Dunque, assessore, il 7 gennaio che cosa accadrà? Se lo chiedono tutti. Se lo chiedono tutti, se lo chiedono le famiglie. Stiamo lavorando con alcune difficoltà, non lo nascondo, perché il governo è stato un po' contraddittorio in questo. Stiamo lavorando, intendo la Regione del Veneto, io e la collega Elisa De Berti, che è l'assessore e vicepresidente della regione con la delega ai trasporti, perché i trasporti restano il nodo principale per le scuole superiori. Ricordiamo a tutti che le scuole invece elementari e medie, attualmente primaria, secondaria di primo grado, sono andati sempre a scuola con tutti gli accorgimenti, con le distanze, con tanta attenzione da parte dei docenti, e devo dire che questo ha portato anche ad una evidenza che nelle scuole, luogo sicuro, luogo protetto, dove un adulto di riferimento, in questo caso l'insegnante, ma anche il personale della scuola stesso, siano chiamati anche a aiutare i ragazzi e i bambini a mantenere le regole. Questo ha portato, dicevo, a non avere contagi a scuola o in casi evidentemente molto contenuti, il cui contagio proveniva da fuori. Ma in classe queste regole, anche il distanziamento che c'è stato e l'avere tenuto molto il controllo da parte degli adulti nei confronti dei ragazzi, e bambini e ragazzi veramente straordinari, ha portato ad essere veramente molto tranquilli. Quindi il problema si è spostato del tutto, e questo che riguarda il 7, nella scuola superiore. Dicevo della difficoltà di risolvere questo problema per due ragioni. La prima, dicevo, la contraddittorietà del governo. Il ministro Azzolina si è incaponita, quasi uso questo aggettivo, perché è stata alle volte priva di un ragionamento più logico che non dettato dall'imperativo di dire tutti a scuola al 75%, come se una percentuale risolvesse il problema. Una percentuale non risolve mai il problema, perché deve essere invece commisurata a quello che è il contesto. Se la curva, come diceva lei ora, va in via di rallentamento, si potrà ragionare con il contesto che avremo settimana per settimana, mese per mese, di come riportare ad una normalità, ci auguriamo, nel più breve tempo possibile. Per me la normalità è tutti in classe, ma il tutti in classe non può essere un'idea dell'assessore o del ministro, deve essere legato a quello che sono le condizioni anche della salute complessivamente intesa. Quindi la difficoltà è stata la prima di dire guardi, non è, caro ministro, il problema del 75%. In particolare il presidente Zaia ha ritenuto di sottolineare che forse era meglio essere più prudenti e iniziare con un 50%. Abbiamo lavorato, io, collega De Berti, e soprattutto un lavoro straordinario fatto dall'ufficio scolastico regionale con il direttore Carmela Palumbo, proprio per vedere cosa significasse quindi 50% o più avanti 75%, quindi con una turnazione. Si è portato un ragionamento a come facciamo ad alleggerire il peso nei mezzi di trasporto, perché questo è il problema principale. Abbiamo cercato di abbandonare l'idea delle entrate differenziate, perché avrebbe significato avere dei ragazzi
che sarebbero tornati a casa alle 5 del pomeriggio. Guardate, non è sostenibile per un ragazzo che deve stare a scuola, se entra alle 10, tornare a casa, magari abitando a un'ora e mezza dalla propria scuola superiore, perché così ci sono molti casi di ragazzi Certo. e non possono essere penalizzati per questo, e quindi abbiamo ragionato nell'alleggerimento di una turnazione da farsi a scuola. Chi lo deciderà? Ecco, saranno le singole scuole. Noi sappiamo che è 50%, noi sappiamo che quel 50% deve essere, speriamo per noi un'indicazione, quella che vadano in classe le prime e le quinte, e il resto che abbia una turnazione, in modo che i ragazzi non stiano tutti a casa, ma non stiano tutti insieme a scuola. Questo ovviamente considerando quella che sarà poi la curva dei contagi, poi è sempre dipendente da quello, se rimane così come è adesso, quindi si prevede insomma la riapertura, ecco. Sì, si prevede la riapertura, come dicevo, con il carico minore possibile nei trasporti, perché poi è questo il problema principale. Quindi verosimilmente del 7 noi riprenderemo con un carico diciamo, di studenti a scuola che dovrà essere del 50% per le singole scuole. La decisione poi del modello organizzativo è stata, diciamo, indicata dall'ufficio scolastico regionale, quindi non entrate differenziate ma turnazioni, e le scuole comunicheranno con i propri studenti. Abbiamo coinvolto anche, mi preme dirlo, abbiamo coinvolto anche per la prima volta i presidenti dei consigli di istituto. Sono quei genitori a cui faccio un apprezzamento, sono quei genitori che non si limitano col dito puntato a dire bisognerebbe fare, bisognerebbe che si facesse, ma che in prima persona si mettono a disposizione della comunità scolastica, dei propri, non solo dei propri figli ma anche dei figli degli altri, anche dei genitori che magari per tempo, per mancanza di voglia alle volte delegano, e i presidenti di consigli di istituto abbiamo ritenuto in quanto genitori di poterli coinvolgere. Questo per evitare anche quella nascita di comitati vari che variamente insomma si costituiscono quando c'è da lamentarsi, ma che alle volte poco portano in termini produttivi. Invece il lavoro dei genitori è stato veramente molto significativo per noi. Assessore, mi viene un dubbio. I banchi con le rotelle, questo se lo stanno chiedendo tutti, che fine hanno fatto? Allora, oltre ad alzare le mani, dico che i banchi con le rotelle sono stata una poderosa spesa improduttiva, inutile, e che rende anche l'idea di come sia stata mal gestita la questione della scuola, perché non c'era bisogno di banchi nuovi, magari in qualche realtà, ma non certo con le rotelle. Non si è capita la funzionalità, abbiamo buttato miliardi in questo, gestiti da un commissario che di scuola sa come io so di astrofisica, e vi garantisco che non so di astrofisica. Sono, se va bene, in qualche magazzino, perché non aveva senso neanche metterli in classe, visto che i ragazzi erano a casa. E quando qualche bidello se li ha visti recapitati, o qualche sindaco se li ha visti recapitare anche a indirizzi non corretti, l'indignazione è montata, perché guardate, quella dei banchi con le rotelle resterà nell'immaginario collettivo il giudizio, credo insindacabile, su come sia stata mal gestita questa cosa, buttando tanti soldi, e non ne abbiamo da gettare, perché la scuola semmai aveva bisogno di altro. Aveva bisogno di mettere gli insegnanti in sicurezza, aveva bisogno di far entrare in ruolo insegnanti che sono lì da anni, e magari perché diplomati magistrali, su cui torno sempre perché è una vergogna, sono stati licenziati e poi oggi fanno i supplenti. Assessore, parlando anche invece del lavoro, che invece è un altro degli argomenti che però sono insomma difficili, perché lo sappiamo, tantissime le categorie che sono ormai in ginocchio, e poi questa chiusura, giusta anche per carità, natalizia, ha creato insomma ancor più problemi. Ci sono davvero imprenditori che sono ormai in una situazione disastrosa.
Guardi, la ringrazio per questa domanda, perché questo è il cruccio principale, la mia principale preoccupazione. Io sono assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro, ma sono oggi molto impegnata sul fronte del lavoro, proprio per quello che stava dicendo lei. Il nostro pensiero deve andare a loro, ma anche il nostro impegno, dico impegno nostro in termini politici e magari vostro, perché fate sempre un encomiabile lavoro di informazione, per rendere evidente, per non farli sentire soli, perché lo sono. Sono soli i baristi che non possono riaprire, sono soli i pizzaioli, i ristoratori, sono soli coloro che avevano dei negozi e che non hanno potuto nemmeno, dopo aver perso la stagione primaverile, con le cerimonie che non ci sono state, con i regali che non si sono fatti, non hanno nemmeno potuto avere una stagione natalizia. E il problema è che noi abbiamo bisogno che questo governo risponda in termini di sostegno vero. In Germania il governo tedesco ha deciso di prendere quello che era il fatturato dell'anno precedente e di darne il 60-70%. Questo mi sarei aspettato anche dal governo italiano, invece di buttare con i vari bonus, con gli sgravi che non sapremo se ci saranno, con le lotterie varie degli scontrini, con il cashback che cos'è, cioè ecco, veramente tutta una micro frammentazione di risorse, quando avrebbero dovuto prendere tutti i miliardi che hanno buttato, compresi i banchi con le rotelle, e avrebbero dovuto darli in termini di fatturazione a chi aveva avuto una mancanza importante. Guardi, questo avrebbe significato anche per l'Italia un cambio di mentalità, perché quando tu dici ti do il 60% del tuo fatturato, tu spingi comunque da oggi per i prossimi tempi a fatturare in modo, diciamo, in bianco, non in nero, perché è chiaro che se tu prendi quel riferimento lì, quel numero vale, non è, avrebbe anche significato un cambio di educazione da parte di tutti noi, e invece no, si è andati avanti con questa faccenda dei bonus, si è chiuso anche troppo, perché forse bisognava rispondere in termini di controllo. Ci hanno detto a ottobre che ci chiudevano perché avremmo fatto salvo il Natale non è stato salvato per nulla. Ecco, fra l'altro, insomma, c'erano voci che dicevano appunto che oggi si dovrebbe anche decidere di nuovo la distinzione di fasce per l'Italia, insomma, adesso la paura è che dopo il 7 gennaio si torni in fascia arancione, il che vorrebbe dire ancora altre restrizioni e altre chiusure. Sì, guardi, io insomma, queste decisioni sono figlie di un ragionamento a monte, ti dice, cioè, ci sono certi numeri, bisogna. E però si guardano solo i numeri della sanità, non si guardano i numeri dell'economia, mai. Ecco, in questo anno io ho visto completamente assente da parte di molti, non solo del governo, il ragionamento legato all'economia. Noi abbiamo bisogno invece di rispondere a questo. La vita di una comunità è fatta di tanti fattori, e non è che la depressione, le malattie che abbiamo trascurato, le malattie che ci vengono per il dolore, per la preoccupazione di non avere un posto di lavoro, siano meno gravi, e noi abbiamo bisogno di rendere tutto questo compatibile con una vita che deve provare a tornare ad una normalità. Se dobbiamo tenere la mascherina, la terremo, ma fateci lavorare, è questo che ci viene detto. Nei ristoranti non c'è stata evidenza di contagio, non abbiamo visto ristoranti chiusi perché il cameriere, il cuoco si erano ammalati. Vuol dire che l'attenzione da parte di questi operatori era veramente altissima. Bisogna che il tema economico diventi protagonista dei nostri ragionamenti, perché altrimenti vediamo la fotografia solo per un pezzo, ma se non si vede l'insieme si rischia di fare anche del danno, e io credo che non siamo nelle condizioni di continuare a restare chiusi. Ecco, infatti è stato un anno, assessore, difficile, non solo da un punto di vista sanitario ma anche economico. Si è sempre detto, insomma, non possiamo avere ulteriori chiusure.
Adesso insomma la gente è preoccupata perché tutti insomma speravano dopo il 7 di un po' di ricominciare non solo a vivere ma anche proprio a lavorare, perché se non si lavora poi non si riesce neanche a vivere, e invece c'è questo spettro adesso della divisione in fasce che davvero sta terrorizzando tutta l'attività. Che cosa vorrebbe dire per noi un'ulteriore restrizione per i prossimi mesi? È una tragedia, perché io penso agli operatori dello sport, alle palestre, alle piscine, alle società sportive e quindi è un dato di lavoro e anche di educazione. Ai nostri ragazzi che non hanno più fatto attività fisica, che si stanno deprimendo, che stanno avendo problemi di salute e anche problemi comportamentali. Penso a tutto l'ambito del piccolo commercio. Il piccolo commercio è stato messo in ginocchio, a chi non ha potuto vendere le stagioni della moda della primavera e nemmeno quelli dell'inverno. Se no non facciamo girare l'economia, guardate, non c'è speranza, magari sopravviviamo come salute, magari invecchieremo molto di più, ma se non abbiamo la qualità della vita, questa è una domanda che io pongo a me stessa in questa fine d'anno quasi esistenziale, guardi, mi permetta, non da assessore, da persona, io mi chiedo quanto possa valere la pena una vita di completa assenza di socializzazione, di qualità della vita e di investimenti nella mia vita, in quella della mia famiglia, che poi è quella del lavoro tutto attorno a noi. Penso che se non riprenderemo a far girare l'economia, quando a marzo non ci sarà più il divieto di licenziare, noi avremo migliaia di disperati, persone che fino a ieri lavoravano, che fino all'anno scorso avevano una prospettiva di vita, magari avevano acceso un mutuo, questo mutuo lo dovevano pagare, facevano riferimento al contratto a tempo indeterminato che magari avevano con la loro azienda, e quell'azienda non può più continuare a lavorare in questo modo. Pensa a tutto il settore delle fiere. Il turismo in Veneto è la prima industria e è completamente in ginocchio, e se non riapre il mondo, perché noi viviamo di turismo internazionale, come si fa a guardare a domani? E lo dico senza nemmeno avere avuto gli aiuti che ti dicono: vabbè, non ho potuto lavorare, il mio ristorante è chiuso, sto perdendoci la vita, i miei investimenti, i miei collaboratori, ma almeno lo Stato mi è stato vicino e mi ha dato una certa cifra che mi permette di sopravvivere io, la mia famiglia e le famiglie dei miei collaboratori. Ecco, se le due cose non vengono messe insieme, non è che possiamo avere un 2021 dove ci diciamo andrà tutto bene, mettiamo che cantiamo alla finestra, e quello è andato bene perché i primi periodi ci sembrava di doverci stringere quasi in una unità di intenti, di spirito e sperare, guardare al futuro. Quando però l'incertezza e la contraddizione, chiudete lì perché apriremo là, poi adesso no, forse non riapriremo più, poi non sappiamo fino a quando andrà. Questa incertezza qualcuno la deve sciogliere, perché altrimenti i 300 esperti, un governo che chiama esperti da tutto il mondo, virologi di tutti i generi che vanno in televisione, allora basta. Perché se non sono in grado di risolvere la cosa, forse è meglio che torniamo con i piedi per terra e con un po' di saggezza contadina pensiamo che si deve lavorare e fare attenzione. Assessore, che cosa si augura per questo 2021? Che cosa augura a tutti i veneti? Io auguro che sia un anno di vita, cioè di vita dove riprendiamo la socializzazione, dove torniamo ad abbracciarci, la speranza che però per me si lega alla preghiera. Io sono, guardate, molto convinta che avere smesso di pregare Dio e aver affidato tutto agli uomini, quasi che la nuova religione sia quella che l'uomo è capace di tutto, sì, è capace di tutto ma non di risolvere tutto. Ecco, forse un po' di speranza noi la dobbiamo legare alla preghiera. Io è questo che spero per tutti i veneti. Assessore, la ringrazio. Grazie davvero. Grazie, buon lavoro. Altrettanto. Grazie, dunque avete sentito insomma le parole dell'assessore Donazzan. È una notizia che arriva sempre da Roma, che i sacrifici stanno dando i frutti, perché è evidente che la curva epidemica rimane sotto controllo, pur con lieve incremento di R-Conti su base nazionale. A fronte dei numeri che meritano ancora uno sforzo, sicuramente però diamo il messaggio forte che quanto è stato messo in campo sta dando i frutti. A dirlo è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Queste dunque notizie.
Lombardia e diceva anche che insomma, il risultato di queste chiusure natalizie si potranno vedere i frutti a metà gennaio. Dunque oggi è riscattata la zona rossa, noi siamo andati insieme a Gabriella, la vedo già sullo schermo, Gabriella Basso a Vicenza per vedere come sta andando. Gabriella. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Qui siamo in Piazza Duomo a Vicenza, la città baciata dal sole oggi, vede comunque parecchio movimento. Siamo in zona rossa obiettivamente, quindi i bar e i negozi di abbigliamento sono chiusi, aperti invece tutte le gastronomie, i negozi di alimentari. Qui in Piazza Duomo c'è un piccolo mercato alimentare, pesce, frutta e verdura, gastronomie, i fioristi sono aperti, gli ottici, come sono aperti sapete anche i negozi di elettronica e di telefonia. Devo dire che Vicenza in questo 31 dicembre di già zona rossa è abbastanza frequentato il centro storico, c'è parecchio movimento di persone, tutte rigorosamente con la mascherina, ma c'è parecchia gente che attraversa Corso Palladio, le vie interne, la piazza dei Signori con la piazza delle Erbe, insomma c'è movimento, piazza Mattati. Siamo andati anche in una gastronomia e quelli che sono diciamo i menù dei vicentini vertono tutti quanti verso la tradizione, e quindi sicuramente pesce ma anche tanta carne. C'è chi per esempio, ci parlava una macelleria, che quest'anno rispetto all'anno scorso sono andati tantissimo i cotechini e il lesso, mentre per esempio gli arrosti hanno nicchiato un po', almeno per quanto riguarda diciamo Vicenza e centro storico, perché poi ovviamente sarebbe da fare un'indagine ben più ampia per capire quale sarà il cenone di questa sera. Sicuramente in casa e in famiglia, ci dicono tutti quanti, d'altronde non è possibile fare nient'altro. Gabriella, ti ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro Gabriella, grazie. Ed ora ci spostiamo a Rovigo, perché dopo un secondo tampone di controllo continua ad essere positivo al Covid-19 il vescovo di Ardria Rovigo, Monsignor Pierantonio Pavanello, in isolamento in Vescovado dal 13 dicembre scorso. Le condizioni di salute, informa in una nota la diocesi, sono in fase di progressivo miglioramento, proseguendo la convalescenza dopo che nei giorni scorsi era stato riscontrato un principio di polmonite bilaterale non grave. Ai fedeli Monsignor Pavanello ha diffuso oggi un messaggio scritto con gli auguri per il nuovo anno, nonostante le speranze importanti e oserei dire provvidenziali che ci vengono dai vaccini. Scrive: abbiamo davanti ancora molti mesi di difficoltà e fatiche da un punto di vista sanitario, ma forse ancora di più in prospettiva sociale ed economica. Paura, rabbia e sfiducia sono i sentimenti che ci accompagnano in questo passaggio da un anno all'altro. Riflettendo mi sembra di poter dire che c'è anche un'altra strada, possiamo partire dal tanto bene che la pandemia ha sprigionato nelle nostre comunità per trarre da lì la forza e la speranza di cui abbiamo bisogno. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio e dunque l'abbiamo anche detto ieri, l'abbiamo detto oggi, è iniziata questa campagna vaccinale un po' in tutto il Veneto, domani partirà anche a Treviso e da Roma dicono sicuramente i mezzi che la struttura commissariale metterà a disposizione insieme ai mezzi delle ASL renderanno la campagna vaccinale un successo. Dal punto di vista organizzativo sono stati formalizzati i punti vaccinali ospedalieri e le unità mobili per vaccinare gli anziani nelle RSA. Ora stiamo studiando i punti vaccinali per la popolazione e per la vaccinazione di massa, che dipenderà anche dai vaccini che si rendono disponibili. Ci vuole rigore e flessibilità, lo ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. Io vedo già sullo schermo il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Menazzi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, direttore, domani è un'altra giornata importante perché ci saranno le vaccinazioni. Sì, domani iniziamo le vaccinazioni all'interno del presidio ospedaliero di Treviso.
abbiamo avuto veramente una grande adesione, parliamo intorno ormai faccia conto, al 90%, oltre il 90% della popolazione, quindi dei nostri collaboratori, per cui è un bel risultato. Devo dire che questo servirà ovviamente a coprire i nostri lavoratori, sia quindi un modo per evitare il contagio, quindi di poter quindi continuare a lavorare senza avere contratto il Covid, ma anche chiaramente fare una prevenzione anche nei confronti dei propri familiari e dei contatti dei nostri lavoratori. Poi proseguiremo con tutti gli ospedali, quindi faremo tutti i 6 presidi ospedalieri, soprattutto i reparti a rischio, quindi malattie infettive, pneumologia, i reparti Covid in generale, l'ospedale Covid di Vittorio Veneto, e parallelamente partiremo anche con i centri servizi, cioè con le case di riposo, in modo tale da proteggere una popolazione molto fragile che ha bisogno della vaccinazione per evitare, come lei ben sa, anche i decessi purtroppo che hanno colpito anche nella Marca tante persone anziane ricoverate e ospiti nelle case di riposo, per cui il vaccino dovrebbe essere veramente quello che ci fa, come dire, superare anche questa fase difficilissima che stiamo ovviamente affrontando in questo momento. Ecco, direttore, domani quante saranno le persone vaccinate? Beh, domani noi andiamo nell'ordine di circa 800 persone, 700-800 persone. Iniziamo alle 8:30, andiamo ad oltranza fino alla sera. Ecco, un'altra domanda, poi appunto lei accennava, cominciano anche le vaccinazioni alle persone anziane, come avverrà questa vaccinazione per gli anziani? Sì, allora oggi abbiamo una call, quindi abbiamo una videoconferenza con tutti i direttori delle case di riposo e con i medici coordinatori e anche poi incontreremo anche i medici di famiglia che lavorano all'interno dei centri servizi. Partiremo ovviamente con i centri servizi che daranno l'adesione, perché qual è il problema? Noi dobbiamo avere l'adesione della persona, dell'ospite, della persona anziana, quindi o sua direttamente o del tutore o del rappresentante, quindi oppure del familiare, nel momento in cui il familiare sia il tutore, sia quello che lo rappresenta. Fatta questa adesione dovremo avere anche il dissenso o l'adesione da parte degli operatori e poi partiremo e faremo la vaccinazione a sprombattuto all'interno di tutti i centri servizi. Anche qui contiamo di andare molto velocemente e di chiudere entro gennaio le vaccinazioni in tutti i centri servizi. A livello di effetti collaterali abbiamo visto è andato tutto bene nel primo giorno, la giornata quella simbolo. Sì, è andato benissimo, anche perché abbiamo avuto un paio di operatori che hanno avuto un po' di cefalea, ma questo è normale, fa parte appunto delle indicazioni un po' di quelle che poi sono quelle dell'influenza. Se lei guarda il bugiardino, si chiama così, cioè il foglietto dove ci sono le controindicazioni anche per l'influenza, cioè cosa può provocare è un po' di cefalea, un po' di dolori muscolari. Siamo a questo livello. Noi abbiamo avuto solo un paio di operatori che hanno ovviamente avuto questo e per il resto dei 100 e passa vaccinati che abbiamo fatto quel giorno praticamente stanno bene, quindi effettivamente nessun problema. Come direi a chi non vuole fare vaccinazioni perché non ci sono gli eccipienti, no? Il foglietto illustrativo dà anche l'indicazione degli eccipienti che il vaccino contiene, quindi assolutamente sono dei prodotti che non creano nessun tipo di problema. Dottor Benazzi, un'ultima domanda. Ieri è stato detto dal direttore della Sanità Veneta, Flor, diceva da un flacone invece di 5 adesso saranno 6 le dosi. Qualcuno dice ma certo, questo può cambiare, sarà diverso? Qualcuno è preoccupato, dice come mai adesso 6 dosi anziché 5? Assolutamente no, non c'è da preoccuparsi, anzi andiamo ad acquistare per ogni flaconcino una dose in più, a portare a casa una dose in più, perché le indicazioni iniziali che dava la ditta erano quelle di utilizzare, la prima volta che abbiamo fatto, solo 5 dosi e buttavamo via un po' di liquido, queste erano le indicazioni. Poi c'è stata una interrogazione della Regione Veneto, del nostro servizio igiene pubblica e vaccinazioni Regione
Veneto, il quale ha chiesto all'AIFA se era possibile utilizzare anche quello, e l'AIFA ha detto assolutamente sì, perché sarebbe uno spreco. Quindi andiamo a aumentare del 20% le persone che possono essere vaccinate rispetto a prima, quindi questo è un dato positivo, vuol dire uno, utilizzare al meglio un prodotto che comunque costa, e due, assolutamente vaccinare un maggior numero di persone e quindi accelerare anche i tempi di vaccinazione, perché chiaramente per ogni flacone abbiamo una persona, se abbiamo 38.000 dosi lei capisce che aggiungiamo 3.800 dosi alle 38.000 e quindi aumentiamo il numero di persone che possono essere vaccinate e riduciamo i tempi di vaccinazione. Ecco, ieri fra l'altro è scattato nelle farmacie anche l'avvio dei tamponi rapidi in alcune farmacie, questo anche questa è una buona notizia per i cittadini. Assolutamente sì, questo va a aiutare il sistema, ringrazio anche i farmacisti per questo impegno, perché è un impegno importante, va a aiutare il sistema e poi soprattutto va a garantire il cittadino, perché il cittadino che magari non ha voglia di farsi la coda, qualche volta anche molto lunga, ai Covid Point dove affluiscono tante macchine, ma anche il cittadino che vuole farsi un giro in centro e naturalmente ha la prescrizione del medico curante che gli dice perché deve andare all'estero o deve fare delle cose o perché ha un po' di mal di gola, fa il tampone viene comunque registrato dai farmacisti sul SIAVR, cioè su quello che sul repository della Regione Veneto e su quello del nostro SISP, per cui il cittadino che risulta positivo viene poi chiamato e messo in quarantena, un isolamento, oppure se è negativo con quella è una certificazione che lui ha e può ovviamente continuare a fare quello che fa quotidianamente. E abbiamo anche visto, dottor Benazzi, che la situazione anche dei tamponi è migliorata, c'è anche un po' meno gente ed è anche molto più snella la coda, quindi si è risolto tutto anche perché avete raddoppiato le postazioni. Sì, abbiamo raddoppiato le postazioni, oggi sono andato a fare anche un giro nei Covid Point anche qui alla dogana. Devo dire la verità, il flusso era buono, nel senso c'erano persone, c'erano auto, ma comunque molto controllabile e veloce. In 10 minuti le persone facevano il tampone e andavano via. Ecco, io mi raccomando solo questo, lo dico a tutti i cittadini trevigiani, ma lo dico col cuore. Se noi abbiamo potenziato, ecco, abbiamo anche i nostri lavoratori che lavoreranno anche il primo dell'anno, il 2 dell'anno, il 3 dell'anno, cioè senza tregua. Ecco, la raccomandazione che faccio è distribuitevi negli orari, non arrivate tutti presto la mattina o tutti all'ultima ora prima della chiusura, cercate di utilizzare tutte le ore del giorno per in questo modo agevolate i nostri operatori e fate meno coda. Ecco, quello che chiedo è proprio questo, perché altrimenti ovviamente la gente è costretta a far code lunghe e ad aspettare tanto tempo. Un'ultima domanda, poi la lascio andare. Dunque domani si inizia, poi continuerà anche nei prossimi giorni con le vaccinazioni, giusto? Assolutamente sì, oggi partiamo domani, poi continuiamo giorno su giorno, cioè da oggi in poi se arrivano i vaccini come Arcuri ha promesso, noi non ci fermeremo più. Ogni giorno è un giorno utile per vaccinare, fino ad arrivare ovviamente alla vaccinazione di massa, che è quella che noi vogliamo arrivare al più presto possibile, entro febbraio, i primi febbraio, in modo tale che potremo, se i vaccini ci saranno, e ci auguriamo che ci siano come promessi dal commissario Arcuri, la possibilità di vaccinare dagli over 60 in poi, quindi andare a proteggere tutta una popolazione fragile che va protetta e quindi salvaguardata, per cui poi creeremo quella immunità di gregge che tutti auspichiamo e così riusciremo ad uscire finalmente da questa pandemia. Questo, dottor Benazzi, è proprio l'augurio che si fanno tutti per il 2021. Sì, è un augurio che ci facciamo tutti, anche perché credo che il 2021 potrà essere un anno veramente prosperoso sia per la nostra economia, perché se riusciamo a vaccinare riusciamo anche a superare i problemi che ci dà il virus, ma anche per i nostri cittadini che non dovranno più avere la paura e il timore di contrarre questo terribile virus. Io credo che sia fondamentale arrivare a vaccinare più persone possibili. Grazie davvero, dottor Benazzi. Grazie a voi, grazie a voi, buon anno nuovo. Grazie anche a lei, grazie. Dunque, queste sono le parole, domani scatta la vaccinazione a Treviso. Io però vedo nello schermo, l'ho fatto attendere un po', il nostro Filippo Fois insieme a Paola Barbatto dall'unità di crisi di Marghera. Filippo, buongiorno.
Buongiorno Daniela e buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo scelto di prendere la linea qui da un luogo che probabilmente poco più che gli addetti ai lavori, di cui poco più che gli addetti ai lavori in Veneto conoscevano l'esistenza fino al febbraio di quest'anno e che poi è diventato tristemente familiare, la sede della Protezione Civile regionale di Marghera. Alle mie spalle c'è l'ingresso che avete visto tante volte, lo spiazzo in cui ci sono state tante manifestazioni di lavoratori che hanno perso l'occupazione a causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 e naturalmente anche il luogo in cui si tengono con cadenza quasi quotidiana le conferenze stampa del Presidente Zaia, nonché la sede ovviamente della unità di crisi regionale per fronteggiare il coronavirus. Una situazione che continua a essere piuttosto difficile per il Veneto sul fronte dei contagi. Il bollettino che è stato diramato proprio questa mattina dalla Protezione Civile parla di 4.800 nuovi contagiati, nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. Dall'inizio pandemia si è sfondato, quota 250.000, siamo a 253.875 casi registrati in Veneto da questo febbraio. Attualmente i positivi nella nostra regione sono 91.073. I decessi di ieri sono 129, per cui un dato ancora alto che porta il totale delle vittime di Covid-19 in Veneto a 6.539. Continuano a esserci più di 3.000 ricoverati per Covid negli ospedali del Veneto, sono 3.033, meno 15 unità nei reparti non critici, e c'è anche da segnalare un leggero incremento, più 4 delle terapie intensive con 394 pazienti. Per cui i vaccini sono arrivati, ci sono e si stanno facendo e si faranno anche qui in provincia di Venezia, però diciamo che la situazione del contagio rimane ancora di allerta. Daniela. Filippo, fra l'altro ci sono delle novità, se non sbaglio, sul fronte del Mose? Sì, il Mose è un'altra delle grandi novità del 2020 qui a Venezia, che finalmente dopo tanti anni, dopo tante polemiche, tanti lavori, il Mose ha iniziato a funzionare e anche oggi le paratoie del Mose sono state alzate, si sono alzate per una marea che era prevista, una marea massima di 105 centimetri attorno alle 11, per cui su tutte le bocche di porto della laguna, che sono 3, sono state attivate le paratoie del Mose. Venezia rimane all'asciutto. Questa insomma è la novità proprio del 2020, importantissima questa per Venezia ovviamente, Filippo. Assolutamente. Assolutamente sì, diciamo che è stata la notizia positiva di quest'anno, che purtroppo anche a Venezia è stato un anno drammatico, anzi forse più drammatico rispetto ad altre zone del Veneto, nel senso che uno dei primi settori ad andare in crisi è stato quello del turismo e l'economia, non solo nella città di Venezia ma più in generale anche nel resto della provincia. Come sapete il settore balneare è fortissimo, quello economicamente fortissimo, quello che c'è in provincia di Venezia, sono andati tutti inevitabilmente in crisi. Filippo, ti ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro Filippo. Dunque avete sentito, è tornato a funzionare il Mose, ma io vedo già sullo schermo il nostro sindaco di Treviso, Mario Conte. Buongiorno sindaco. Buongiorno e grazie per l'invito. Ormai mancano poche ore, sindaco, alla fine di quest'anno. Possiamo dirlo finalmente? Sì, io sposo in pieno quanto ha detto il presidente Zaia, no? Ieri in conferenza stampa, che è diventato un po' virale, però effettivamente è stato un anno complicato, doloroso, all'insegna delle restrizioni, e quindi veramente non vediamo l'ora che finisca per buttarci in un 2021 che partirà sempre comunque all'insegna della responsabilità e della grande attenzione, ma siamo convinti che finirà alla grande, con grande fiducia e grande speranza, perché questa pandemia finirà. Sindaco, un bilancio un po' di quest'anno. È un anno che al netto del Covid comunque ha visto la nostra città protagonista, nel senso che ricordo che da febbraio siamo impegnati in questa gestione emergenziale, tutti quanti, voi compresi,
però lo sforzo che ho chiesto alla mia squadra era quello di immaginare e di realizzare un grande cantiere della città di Treviso per farci trovare pronti nel momento in cui questa pandemia finirà, e hanno risposto davvero in modo fantastico a questo mio appello, perché tanti sono i progetti che abbiamo messo in campo. Adesso sto raccogliendo dei dati perché ho la passione dei numeri e sto vedendo dei risultati straordinari. Uno su tutti, lo dico perché l'ho appena analizzato, siamo riusciti a realizzare, nonostante questo periodo particolarmente complicato, 5 chilometri di fognatura che ci consente di allacciare 9.000 utenti del comune di Treviso, ma soprattutto, pensate, fare un salto percentuale nella pianificazione generale della rete fognaria del comune di 8 punti percentuali, passando dal 33% al 41% in 2 anni e mezzo di mandato. È qualcosa di davvero straordinario, ma ci siamo già posti l'obiettivo di superare il 50%. È uno dei nostri punti deboli, sul quale però abbiamo deciso di investire e di lavorare tantissimo. Quindi questo è uno dei dati, per non parlare poi degli investimenti che abbiamo fatto in ambito sociale. Pensare che nel 2020 sono quintuplicate le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà, ma è bello sapere che il comune di Treviso non ha lasciato indietro nessuno, cioè tutte le richieste di aiuto che ci sono pervenute sono anche state sostenute da un bilancio che, seppur è andato in difficoltà, ma sta reggendo. Quindi questo lo devo proprio alla bravura, alla lungimiranza delle scelte della mia squadra, ma anche al fatto che rappresento una comunità di cittadini che è davvero straordinaria. Sindaco, per il 2021 iniziative? Ma guardate, noi credo che questa pandemia, che ha 100.000 lati negativi, ci ha anche dato la possibilità comunque di accelerare certi processi che in realtà i nostri bambini ci indicavano già da diverso tempo. Quindi una città meno inquinata, una città più a misura d'uomo, e quando parlo di misura d'uomo significa pedonale, ciclabile, investimenti green. Mi fa piacere sapere che la mia amministrazione ha già piantumato 2.285 alberi e ha in programma, attraverso un piano di forestazione urbana, di impiantarne altre migliaia e migliaia di alberi. Quindi l'obiettivo nostro è quello di andare proprio a velocità altissima verso una città più verde da un punto di vista ambientale, da un punto di vista della mobilità, meno traffico, meno macchine, più alberi, più ciclabili, più parchi, perché questa è la direzione che ci indicano i bambini. Quindi quando si dice una città a misura d'uomo, in realtà io mi correggo e dico una città a misura di bambino, perché il bambino è l'essenza della purezza e loro ci sanno indicare quelle che sono le vere esigenze per le nostre comunità. Sindaco, quest'anno ovviamente non sarà un ultimo dell'anno, ovviamente come l'anno scorso, dove c'è stato le piazze con la musica, tanta gente, i giovani. Come sarà quest'ultimo dell'anno? Quest'anno sarà un capodanno responsabile, cioè io faccio anche un appello, approfitto, perché credo che una festa con gli amici si possa sacrificare a fronte della tutela della sanità dell'intera comunità, perché molto dipenderà da come ci comporteremo in questi giorni. Mai come in queste ultime settimane il virus ce lo sentiamo tutti molto vicino, e quindi l'appello che faccio è quello di rinunciare alle feste, di rimanere in famiglia, di dedicarsi ai propri cari, che comunque non è una rinuncia ma è un'opportunità, perché magari sarà l'unico capodanno della nostra vita che passeremo da soli in famiglia, però credo che sia un'occasione da cogliere. Certo, avremmo voluto tutti festeggiare con gli amici in piazza, essere in migliaia. Lo faremo il prossimo anno, quando la situazione tornerà alla normalità. Quest'anno viviamo un capodanno alternativo, quindi io rimarrò a casa con la mia compagna e mi dedicherò appunto a godere delle bellezze della nostra casa, della nostra famiglia, e invito a farlo tutti, perché anche condividere questi momenti con pochi amici significa mettere a repentaglio la salute nostra e quella degli amici appunto con i quali condividiamo questo momento. Però in questi giorni in modo particolare proprio gli indicatori
della positività ci dicono che dobbiamo tutti quanti stare molto più attenti, dobbiamo fare qualche rinuncia e credo che davvero valga la pena rinunciare a un aperitivo, a una cena, a una festa con amici per tutelare la salute dell'intera comunità. C'è gente che sta facendo sacrifici enormi da un punto di vista economico. Oggi sono andato a trovare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari al Covid Point perché sono davvero fantastici nel loro lavorare quotidiano, nella loro sensibilità, però questa sera quando qualcuno di noi vorrà fare festa deve pensare che ci sono persone che stanno soffrendo, persone che stanno lavorando e anche persone che non ci sono più, quindi credo che sarà molto più accettabile un Capodanno responsabile in famiglia se pensiamo a tutti questi aspetti. Sindaco, c'è qualche timore che ci possa essere qualche veglione in giro? Ma francamente io ho sempre scelto la linea della responsabilità e della fiducia nei confronti della mia comunità e raramente questa fiducia è stata tradita. Non sento francamente tutta questa volontà di festeggiare, prevale molto lo spirito di responsabilità, forse in alcuni casi anche un po' di timore appunto del virus e quindi sono convinto che tutto andrà nel migliore dei modi. Consentitemi anche un ringraziamento speciale a tutte quelle forze dell'ordine che comunque questa sera saranno operative, saranno lungo le strade per verificare appunto che non si creino situazioni di feste tra virgolette abusive, ma soprattutto saranno in giro per le strade per garantire la nostra sicurezza. Quindi un augurio davvero grande, un ringraziamento va alle forze dell'ordine, a tutte quelle persone che questa sera saranno operative nel loro posto di lavoro. Ecco Sindaco, è scattata la zona rossa oggi, l'abbiamo visto anche a Vicenza un po' come è andata la situazione, qualche movimento comunque ovviamente dei vicentini che insomma cercavano comunque di poter acquistare qualcosa anche per poter mangiare e fare comunque una cena in famiglia. Come è andata a Treviso? Diciamo che la città è semideserta, stanno lavorando esclusivamente quegli ambienti, quelle attività che sono consentite appunto dalla fascia rossa, però vedo molta responsabilità, molta correttezza, molta educazione, anche pazienza, perché ci sono in alcune attività commerciali c'è un po' di coda all'esterno, però con il distanziamento, con la mascherina, quindi degli atteggiamenti assolutamente corretti. Ringrazio davvero tutti, faccio anche un ultimo appello, nel senso che c'è molta confusione, no, tra il colore delle fasce, quello che si può, quello che non si può fare, però credo che al di là della fascia arancione, fascia rossa, orari, 10, coprifuoco, eccetera, l'obiettivo che dobbiamo porci tutti è quello di tutelare noi stessi e quindi indipendentemente da quello che lo Stato ci consente o non consente di fare e indipendentemente dal timore di prendere delle multe, noi dobbiamo agire sempre con l'obiettivo di tutelare la salute nostra e delle persone che ci stanno vicine. Se faremo questo usciremo molto presto da questo incubo. Sindaco, le faccio un'ultima domanda. Il 7 gennaio dovrebbero ripartire le scuole al 50%, tutti insomma stanno cercando di organizzarsi e insomma la paura è ancora un po' quella degli assembramenti nelle fermate degli autobus o dove ci sono i mezzi di trasporto. In queste settimane abbiamo fatto infinite riunioni proprio sul tema della ripartenza della scuola. Intanto speriamo che il 7 le scuole possano riaprire, soprattutto perché i nostri ragazzi hanno necessità di tornare a socializzare e anche perché ricordo che nei mesi scorsi all'interno delle scuole credo che si fossero creati degli ambienti assolutamente sicuri e garantiti e questo lo dobbiamo grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, dei professori, degli insegnanti, degli assistenti scolastici perché hanno fatto davvero un lavoro importante. Con MOM il dialogo è costante e anche in questo caso grande professionalità, grande disponibilità e grande esperienza del Presidente Colladon ci consentirà di mettere in campo un servizio adeguato. La percentuale del 50% da questo punto di vista ci aiuta, ma poi anche in questo caso molto dipenderà
dall'atteggiamento che i ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola adotteranno, perché noi possiamo mettere in campo tutti i mezzi che vogliamo, ma se all'uscita della scuola tutti si fiondano sul primo mezzo che parte, perché non vogliono aspettare pochi minuti che parta il secondo, in modo da garantire il distanziamento anche all'interno dei mezzi, tutto verrà vanificato. Ma sono convinto che anche in questo caso la grande sinergia e collaborazione tra cittadini, istituzioni e in questo caso anche l'azienda di trasporto pubblico ci consentiranno di ottenere dei risultati importanti, con la speranza appunto che la scuola e la formazione possa tornare alla normalità nel minor tempo possibile. Sindaco, cosa si augura per questo 2021? Io mi auguro che torni il sereno e soprattutto che possiamo tornare alla normalità, perché noi siamo una comunità che vive di socializzazione. Cioè, Treviso è una città che oltre all'arte e alla cultura ha una caratteristica che è quella delle osterie, ma dico l'osteria perché è un posto conviviale dove i trevigiani si incontrano e si scambiano le famose ciaccole, no? Quindi noi abbiamo bisogno di viverci e credo che attraverso il percorso del vaccino torneremo presto alla normalità. Mi fa piacere però evidenziare come nel 2020, che è stato l'anno della pandemia, l'anno delle restrizioni, l'anno del dolore, sia emersa una caratteristica della nostra comunità che spero che poi si mantenga viva anche nel 2021 e quando questa pandemia sarà finita, che è la solidarietà. Solidarietà tra persone, solidarietà tra istituzioni, solidarietà tra cittadini e istituzioni e anche tra istituzioni e istituzioni, perché consentitemi un ringraziamento, un saluto e un augurio ai colleghi sindaci che rappresento in Veneto attraverso il mio ruolo nell'Anci Veneto, perché i sindaci sono stati sempre presenti, ci hanno messo la faccia, hanno creato un percorso di condivisione e di collaborazione con la Regione Veneto, col Presidente Zaia, straordinario, che ci ha consentiti di affrontare questa pandemia nel migliore dei modi, nonostante le grandi difficoltà. Quindi, insomma, io spero che questa pandemia comunque ci rafforzi poi i rapporti umani, che in questo momento siamo chiamati a mantenere un po' raffreddati e distaccati, ma che presto torneranno ad essere calorosi ed affettuosi. Grazie davvero, grazie Sindaco, grazie e buon lavoro. Sì. Consentitemi un ultimo ringraziamento anche a voi giornalisti, perché come io sono seduto nella mia scrivania qui in municipio, voi siete in studio, prima qui in municipio c'erano i vostri colleghi, quotidianamente ci sentiamo, però il lavoro che state facendo, avete fatto e continuerete a fare di informazione puntuale e precisa della nostra comunità è stato davvero qualcosa di importantissimo, perché ci ha consentito di combattere anche un antipatico fenomeno che purtroppo si manifesta sempre nei momenti difficili, che è quello delle fake news, che molte volte gira attraverso gli strumenti di social e tutti quei canali che sono molto superficiali nell'informazione ma che diventano virali. Invece grazie alla vostra presenza, alla vostra professionalità e consentitemi di dire anche all'amore che mettete nel vostro lavoro, siete stati un supporto importantissimo per le amministrazioni comunali e per tutte le istituzioni, ma soprattutto per i cittadini. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a lei Sindaco, grazie per queste parole, grazie e buon lavoro. Buona giornata. Grazie. Prima di andare in pubblicità però vorrei farvi vedere una notizia di cronaca che arriva dal Veronese. Da stanotte squadre impegnate in una zona collinare del comune di Costermano sul Garda per uno smottamento con un fronte di frana di circa 100 metri, detriti e sassi in movimento hanno interessato alcune autovetture parcheggiate ed ostruito un torrente. In corso le operazioni di messa in sicurezza del movimento franoso. Questo è il video, ve lo facciamo vedere. Non so se si riesce a facciamo vedere guardate, stanno lavorando uno smottamento importante, guardate nel Veronese che ha interessato, l'avete visto, lo vedete, insomma delle auto che erano parcheggiate, fortunatamente non si registrano in questo caso persone ferite o coinvolte. E prima di mandare ancora la pubblicità, un'altra notizia, vi ricordo alle 21 il discorso di fine anno del nostro governatore, del presidente Luca Zaia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci, siamo tornati nuovamente in studio. Vi presento subito qui vicino a me Fabio Crea di Fratelli d'Italia, buongiorno, e collegato dovrebbe esserci Stefano Pelloni, non lo vedo ancora. Aspettiamo un attimo, dovrebbe arrivare. Abbiamo parlato in questa nostra diretta un po' lo vedo adesso. Buongiorno. Eccomi qua, vi vedevo e vi sentivo. Eccolo buongiorno qua, a tutti. Buongiorno. Dunque, partiamo da una domanda che è stata fatta ieri al presidente Zaia da alcuni giornalisti nella conferenza. Si diceva insomma il governo maggioranza in bilico, che cosa accadrà i primi giorni di quest'anno, del prossimo anno, del 2021? Stefano? Ma io penso che l'idea di andare a elezioni sia la cosa più lontana dal senso comune, dal buon senso che ci possa essere. Una crisi di governo sarebbe per i cittadini e anche per la politica, devo dire, assolutamente incomprensibile. Le sfide che abbiamo di fronte sono sfide importanti. La gestione del Recovery Fund è il programma di finanziamento probabilmente più importante da dopo il piano Marshall. Dobbiamo gestirlo adeguatamente, senza pensare agli interessi di una parte e senza cedere ai ricatti dei partitini come quello di Renzi, e gestire il Recovery Fund, che è sicuramente la sfida appunto più importante. E poi siamo arrivati alla vaccinazione come previsto, come promesso, entro la fine del 2020. Gestiamo le vaccinazioni per tutto il 2021 e speriamo di metterci alle spalle il prima possibile anche la pandemia. Ecco, però insomma c'è stata una sorta di mal di pancia all'interno della maggioranza in tutto questo periodo. Ma io diciamo che vedo più un mal di pancia di un partitino come quello di Renzi, ma penso che sia l'ultimo a voler una crisi effettiva di governo, perché sa benissimo che qualora si andasse alle elezioni lui sarebbe il primo a soccombere da questo. Quindi devo dire, non mi interessa, non seguo con grossa apprensione questo dibattito parlamentare, perché io sono sicuro che alla fine prevarrà la responsabilità e il governo durerà fino al 2023, cioè fino alla sua scadenza naturale. Ci sarà la rielezione del Presidente della Repubblica nel 2022 e io penso che un uomo responsabile come Mattarella non porti il Paese a elezioni in queste condizioni. Fabio Crea, si andrà avanti fino al 2023? Temo di sì. Intanto volevo dire che mi ha molto sorpreso l'affermazione di Stefano Pelloni, che ha definito per 2 volte il Partito d'Italia Viva un partitino, quasi sbeffeggiando, ma ricordavo che il Partito Democratico è uno dei grandi sostenitori del pluralismo parlamentare e del sistema proporzionale, che dà evidentemente ingresso e potere all'interno di coalizioni rabberciate come quella del governo attuale anche ai cosiddetti partitini. Quindi questa è una cosa che mi sorprende. La cosa che non mi sorprende è il tentativo del Partito Democratico, oltre che di una certa parte della maggioranza, di rimanere saldamente attaccati alle poltrone governative e parlamentari, immolandosi a quello che è il bene superiore, che è la gestione del Recovery Fund. E quindi è di tutta evidenza che non esiste una maggioranza politica, esiste un interesse che non è l'interesse politico per la gestione migliore di questa situazione pandemica, situazione economica e del Recovery Fund. Esiste l'interesse da parte di questa maggioranza a gestire il Recovery Fund. Il problema è che siamo in mano a questa maggioranza, a questo governo, che ha dimostrato una totale incapacità a partire dal 31 gennaio del 2020, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, non è stato in grado di gestire nulla.
non sono stati in grado di gestire la questione delle mascherine, dei trasporti, dei banchi a rotelle, della vaccinazione, perché oggi sento Pelloni dire, e lo abbiamo sentito in maniera molto enfatica anche da altri rappresentanti, quelli nazionali, che finalmente è arrivata la vaccinazione entro il 2020. Allora faccio presente, ma lo hanno fatto altri commentatori molto ben più titolati di me, che queste vaccinazioni che sono partite entro il 2020 sono 9.770 dosi arrivate in pompa magna, portate in processione come se fosse la Madonna del Loreto. Ma al di là di questo... poi è stata vista così, voglio dire. No, è stata rappresentata così cittadini? perché certamente sì, tutta l'enfasi creata... No, finisco Pelloni, guarda, finisco in un momento. Dico, è molto chiaro che altri paesi sono molto più avanti di noi, e non parliamo solamente di chi ha avuto la possibilità di lasciare per volontà popolare l'Europa. Stiamo parlando di paesi europei. Stiamo parlando di un paese come la Germania, che da una parte è seduta sul tavolo dell'Unione Europea e sottoscrive i contratti con l'Unione Europea, dall'altra parte fa dei contratti bilaterali con un'azienda che è in parte anche tedesca, che all'interno del proprio territorio ha consentito di aprire alcuni stabilimenti per avere una prossimità territoriale alla produzione del vaccino, e ne hanno ordinati separatamente in violazione dell'articolo 7 30 milioni, mentre noi in Italia, oltre a non avere alcuna programmazione sul numero delle dosi, invece che dedicarci alle forniture e ad una seria programmazione anche di tipo digitale e tecnologico, siamo andati da un architetto, l'architetto Boeri, a costruire, senza che ce ne fosse bisogno, dei contenitori che dovranno essere attrezzati, le cosiddette primule, pensando a quelle vaccinazioni quando manca ancora il prodotto principale. Questa è l'ennesima dimostrazione di incapacità di questo governo di gestire l'aspetto più importante. Altri paesi in Europa sono molto più avanti, ripartiranno molto prima di noi. Noi non ci possiamo permettere di aspettare i tempi confusi di Conte e di Arcuri. Quindi sono convinto anch'io che questo Parlamento purtroppo andrà avanti fino al 2023, ma questo non sarà altro che certificare quella agonia politica e soprattutto economica a cui questo governo, di cui Renzi ha la prima responsabilità, perché Renzi, che ha creato questo governo, quello che Pelloni definisce il partitino, oggi ha la responsabilità più grande. Pelloni, la risposta sul discorso del partitino. Ma no, sul partitino io non ho niente da dire, è la realtà che definisce Renzi un partitino, non sono io. I sondaggi danno il partito di Renzi al 3% o 4%, quindi è un partito di piccole dimensioni, ecco. Ma voglio, che tiene sul governo però. Queste che cose tiene sulla maggioranza. Queste cose non piacciono agli spettatori che in questo momento sono presi da ben altri problemi. Ma voglio ricordare a Crea, che è sicuramente esperto di sistemi elettorali, che la proposta del proporzionale del Partito Democratico prevede una soglia di sbarramento per la quale oggi il partito di Renzi non entrerebbe in Parlamento. Ma però, è lui che sta tenendo su questa maggioranza, Pelloni. Questo, ma non parliamo di questo. La discussione sui vaccini, posso dire, è una discussione lontana dalla realtà. Certo. Attaccare il governo, io glielo do un consiglio, ovviamente non richiesto, ma all'avvocato Crea, io... Mi dispiace, ma penso che sia una narrazione lontana dalla realtà. Io voglio parlare di cose concrete. Le cose concrete sono che mia madre è un medico di base, il 23 gennaio si fa il vaccino con lei, e ha ricevuto la lettera dall'ULSS e viene chiamata a fare il vaccino. La discussione sulle primule, sulla Germania, su questo, su quell'altro, ma sono cose lontane dalla realtà. No, sono realtà, Pelloni. Perché sono lontane? Scusi, perché sono lontane dalla realtà? Vaccinato. Entro gennaio avremo tutto il personale medico vaccinato. Entro marzo avremo tutte le RSA, tutti gli ospiti, tutti gli over 65 vaccinati. Di cosa stiamo parlando? Vogliamo trovare delle polemiche per come è stata gestita la pandemia? Per carità, è stato un avvenimento talmente straordinario che le polemiche si possono trovare dappertutto. Dopodiché
io penso che siano polemiche strumentali, perché oggi vorrei vedere il partito della Meloni a gestire un'emergenza come questa. Io me lo ricordo cosa facevano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. Io ero in trasmissione con voi il giorno della manifestazione delle partite IVA in Piazza dei Signori, e c'era anche un esimio rappresentante di Fratelli d'Italia, ed erano tutti ad attaccare la dittatura sanitaria dei provvedimenti che a ottobre chiedevano delle restrizioni. A ottobre la dittatura sanitaria, e oggi ci troviamo questi qui che ci fanno la morale sul fatto che avremmo dovuto gestire meglio l'emergenza. Se avessimo avuto loro al governo, oggi la situazione sarebbe esplosiva, perché non avrebbero avuto il coraggio di prendere dei provvedimenti duri ma necessari per salvare la vita di più persone possibili, per garantire il bene primario che è la salute. E quindi purtroppo le cose vanno dette come stanno, poi si vuole criticare per l'emergenza, si può criticare quello che vuole, però sono fenomeni complessi, i cittadini lo hanno capito, la complessità dei problemi che abbiamo avuto di fronte. Sicuramente questo è stato un anno davvero difficile sotto ogni punto di vista, dal sanitario all'economico, e quindi sicuramente la gestione di quest'anno probabilmente non sarebbe stata facile per nessuno, perché poi ogni volta che si dice qualcosa c'è sempre il contrario, nel senso non è stato un anno facile. Questo. Non c'è dubbio, però non si può dire che parlare della Germania che è avantissimo come altri paesi, mentre l'Italia è indietro sia sulle forniture sia sulla programmazione, non sia qualcosa di concreto. È la realtà, non è che non sia la realtà. Ma siamo indietro nelle forniture? Come? Perché siamo indietro nelle forniture? Glielo spiego, Pelloni. Entro gennaio tutti saranno vaccinati, tutto il personale medico sarà vaccinato. Entro marzo tutte le RSA saranno vaccinate. Guardi, le faccio un conteggio. Il ministro Speranza 2 giorni fa ha dichiarato che entro il 31 di marzo 13 milioni di italiani saranno vaccinati. Per vaccinare 13 milioni di italiani sono necessari 26 milioni di dosi di vaccino. Per inoculare 26 milioni di dosi di vaccino entro il 31 marzo sono necessari effettuare 300.000 operazioni al giorno. 300.000 operazioni al giorno significa 17.000 operatori impegnati. Noi, se non lo sa, di operatori destinati ai vaccini, oggi ne contiamo 2.000. Tanto è vero che è stato fatto un bando che è scaduto 2 giorni fa, così come il bando delle terapie intensive e dei medici è stato fatto in ottobre, tanto per dire quanto concreto e presente e pronto e tempista sia questo governo. Un bando relativamente al quale ancora i 15.000 operatori che devono vaccinare ancora non sono stati scelti. E quando saranno scelti... Finisco un momento. La delega alla salute. Finisco un momento, perché scusi, Belloni, sto parlando di elementi concreti e di numeri, non di fantasie come mi ha detto prima che sto rappresentando. Per la preparazione di 15.000 operatori non è facile farlo né online né in un giorno. Quindi quello che ci stanno raccontando dal governo e che rappresentanti della maggioranza, come dire, diffondono ad ampi verbi, è un qualcosa totalmente diverso da quella che è la realtà, e cioè che mancano ancora 15.000 operatori che non riusciranno a vaccinare tanti soggetti come il ministro Speranza spera, omen nomen, e soprattutto per il fatto che le forniture di vaccini, se non lo sa, lega qualche giornale, non sono in linea con quelle che erano le previsioni, per 2 ragioni. Perché l'Unione Europea aveva destinato al contrattare e ad acquistare una piccola quantità di Pfizer-BioNTech, perché si era destinato tutto, come aveva detto il ministro Speranza il 13 giugno, che lui per l'Unione Europea aveva sottoscritto un contratto per milioni di dosi con Sanofi, che è un prodotto francese che arriverà nel 2022. AstraZeneca
al momento ancora non ha fatto la richiesta, per quanto che era l'altro grosso fornitore dell'Italia e dell'Europa, non ha ancora presentato domanda all'EMA, all'ente regolatore europeo, quindi ci rimane qualche milione di dosi di Pfizer. La Germania, che si è resa conto di ciò, ha contrattato unilateralmente non con l'Unione Europea, con la Pfizer per acquistare altri 30 milioni. Questi sono dati di realtà. Sì, l'unica cosa, mi scusi, poi faccio rispondere a Pelloni, su questa si era scatenata la polemica sul fatto che la Germania avesse contrattato senza rientrare poi nell'Unione Europea. Polemica o non polemica, loro hanno acquistato e vaccineranno 15 milioni di tedeschi con quelle 30 milioni di dosi che hanno acquistato. Noi ci limitiamo a rispettare l'articolo 7 del trattato e siamo indietro rispetto a tutte le forniture. Pelloni, non lo vedo più, si è bloccato. No, adesso lo rivedo. Ecco, ora ci sono, scusate, si era bloccato. Niente. Mi sono perso la domanda. No, stavamo parlando del fatto che la Germania aveva fatto un accordo privato per l'acquisto dei farmaci Pfizer, e appunto io dicevo un accordo però che è stato contestato un po' da tutti, insomma, dove si sono scatenate parecchie... Ma sì. Sì. Ma io penso che quello che ha dimostrato anche questa pandemia è che l'Occidente, se vuole mantenere la sua posizione l'Occidente e l'Unione Europea, se vuole mantenere la sua posizione nello scenario internazionale, nello scenario globale, geopolitico, o ragiona in maniera unita o non è. L'Italia da sola non ce la può fare, noi ce la possiamo fare solo se ragioniamo come Unione Europea. Devo dire che è stato un bellissimo messaggio quello di avere il giorno della vaccinazione, il primo giorno della vaccinazione, il 27 di dicembre, insieme in tutti i paesi europei. Il fatto che la Germania abbia scelto di uscire da questo schema comunitario e abbia fatto degli accordi privati ulteriori, a me sinceramente non è piaciuto. Dopodiché io sono sicuro comunque che le dosi vaccinali arriveranno, che insieme l'Unione Europea riuscirà a garantire tutto il fabbisogno necessario, e quindi non vedo problemi a tal fine. Io non penso che ne usciremo facendo come la Germania, per capirci. Penso che sia sbagliato quello che ha fatto la Germania. Non è un segnale di forza. Di unione, diciamo. Esatto. Io dal mio paese mi aspetto che si ragioni in maniera multilaterale, non che si ragioni in maniera bilaterale con i privati. La dimostrazione che in Unione Europea siamo riusciti ad arrivare a questo vaccino in tempi così brevi è perché noi possiamo uscire dalle difficoltà solo se ragioniamo insieme come comunità europea. Fabio Crea. Ma guardi, sono totalmente d'accordo con Pelloni se fossimo dei tedeschi. Nel senso che anch'io sono d'accordo che si esce meglio, siamo in Europa, siamo tutti contenti, eccetera. Però la verità è che mentre noi rimaniamo legati ad una idea multilaterale di Europa, quasi federata, concetto che per Fratelli d'Italia è un po' diverso rispetto a quella che è la prospettiva di una confederazione di stati, ma questo è un problema politico più generale. Il problema è che mentre noi ci beiamo di rispettare questa Unione Europea, altri stati come la Germania si fanno gli affari loro. Noi non abbiamo, caro Pelloni, noi come italiani, il governo italiano non ha come principio e come prima necessità quella di salvaguardare l'Unione Europea nel momento in cui questa è pregiudizievole per l'interesse degli italiani. La responsabilità politica di questo governo è di tutelare innanzitutto gli italiani, e io non mi accontento il 31 di dicembre sentire un rappresentante della maggioranza e quindi del governo dire che i vaccini arriveranno, mentre altri stati, e non parlo solo della Germania, parlo anche della Spagna, parlo anche di qualcuno che è da poco uscito dall'Europa come l'Inghilterra, sono molto avanti non sulle forniture, sulle vaccinazioni già effettuate. Noi dobbiamo avere come elemento, come obiettivo primario, la tutela degli italiani.
Questo sta mancando da parte del governo, perché se la Germania si è permessa di violare l'articolo 7 di quel contratto, perché allo stesso modo l'Italia non si è sentita in dovere di fare altrettanto per rifornire i cittadini italiani? Le do una notizia: mentre la Germania fra 3-4 mesi ripartirà senza il distanziamento e senza le chiusure economiche, noi fin quando non sarà finita questa pandemia saremo ancora soggiogati non soltanto alla perdita delle imprese. Le do un dato: Confcommercio, 400.000 imprese sono state chiuse, 420 miliardi di fatturato delle piccole e medie imprese dato della CGA è stato perso. Abbiamo la peggior riduzione di PIL del sistema europeo. Mentre gli altri vanno avanti, noi rimaniamo fermi sulla base del principio dell'unità dell'Europa, che va benissimo nel momento in cui noi non rimaniamo indietro rispetto agli altri paesi. Guardi che lo stesso principio... Allora, facciamo rispondere anche a Pelloni. Ma no, ma è chiaro, io gli rappresento un altro dato. Tutte le ricerche economiche dicono che i paesi che economicamente hanno avuto dei dati peggiori sono quelli che hanno provato a salvaguardare l'economia più della salute. I paesi che riescono a ripartire prima sono quelli che hanno salvaguardato prima la salute e poi l'economia. I dati sull'economia sono disastrosi, ma non è colpa del governo, non è colpa del Partito Democratico, è colpa della pandemia. Cioè c'è stata una pandemia globale, negli Stati Uniti ci sono stati centinaia di migliaia di morti e in Europa anche. Su questo siamo d'accordo, è per questo che dobbiamo ripartire immediatamente. Un attimo, facciamo finire un attimo perché sennò non si capisce. Non se la deve prendere col governo per i dati economici disastrosi. I dati economici disastrosi ci sono purtroppo per una congiuntura globale tremenda. Dopodiché bisogna pensare alla ripartenza. Il vaccino, voglio rassicurare tutti i telespettatori, arriverà. Il vaccino è già in programma che arrivi. La gestione mi pare che sia della regione, la delega della sanità è regionale e quindi se non basteranno gli infermieri immagino che il presidente Zaia voglia risolvere questa cosa. Io sono sicuro, e lo dico per esperienza personale, che la macchina dei vaccini è già bene attiva ed è già bene in programma, quindi tutta la narrazione della Germania fa meglio, in Spagna hanno preso gli altri, sono messi più avanti, io sinceramente non la percepisco come reale, perché vedo nella mia realtà fattuale che i miei familiari, persone che conosco che lavorano come infermieri nell'ospedale di Treviso eccetera, mi dicono che loro stanno procedendo con le vaccinazioni, è già tutto programmato e quindi anche gli anziani riceveranno le persone più deboli riceveranno le vaccinazioni necessarie quanto prima e quanto da programma. Insomma, io non capisco questa. Ecco, io vorrei fare una domanda a Pelloni, polemica. Poi anche a Crea. Sì. La preoccupazione insomma della gente in questo momento, ma è una preoccupazione ovvia, è che si arrivi a vaccinare la gran parte della popolazione, poi però magari possano mancare quei vaccini per i giovani o le persone magari insomma che non hanno patologie. C'è qualcuno che è preoccupato, dice, come è accaduto poi nella campagna anti-influenzale dove doveva esserci per tutto, poi in realtà purtroppo una fetta della popolazione è rimasta esclusa. Pelloni, secondo lei questo potrebbe accadere? Allora, io vedo che ci sono due cose da dire. La prima, i vaccini arriveranno sempre in dosi sempre maggiori, perché ci sarà adesso c'è quello della Pfizer, poi ci sarà AstraZeneca, ce ne saranno quello dello Spallanzani, cioè ce ne saranno di diversi anche, quindi questo pericolo non lo intravedo. È chiaro però che l'altro aspetto è pensiamo di liberarci dalle mascherine, dal distanziamento sociale, dalle norme che restringono un po' la nostra libertà entro i primi mesi del 2021. Se lo pensiamo sbagliamo. Io immagino che la mascherina ce la porteremo avanti per tutto il 2021, il distanziamento sociale ce lo porteremo avanti per tutto il 2021, il vaccino sarà certamente necessario, però
è ovvio, dobbiamo dare la assoluta priorità alle persone più deboli, alle persone con difficoltà e al personale medico. Poi dopo, quando arriverà anche per tutto il resto della popolazione, tanto meglio. Non illudiamo i cittadini pensando che ci potremmo liberare di mascherina e di altro in 448 entro pochi mesi, ecco. Sarà un sacrificio, ma ci sono sacrifici peggiori. Nelle generazioni più vecchie della mia hanno fatto sacrifici peggiori, insomma, diciamo. Fabio Crea ha risposto a quella che lui dice la polemica. Cioè il fatto di ripartire nel 2021, che è quello che peraltro dice lo stesso Ricciardi, che certamente non è sospettato di essere di area centrodestra, per come siamo messi adesso e per quella che è la programmazione vaccinale, noi arriveremo all'immunizzazione di gregge e quindi alla possibilità di ripartire concretamente e liberamente a fine 2021. Allora il problema, io sono d'accordo con quello che dice Pelloni, che è un problema di pandemia mondiale che ha delle conseguenze di natura economica, ma altri paesi l'hanno affrontata molto diversamente. Noi negli ultimi 2 decreti, ristori e ristori bis, abbiamo fatto uno scostamento di bilancio di 14 miliardi. La notizia è che la Germania mette a disposizione 13 miliardi al mese per quanto riguarda gli indennizi, non i ristori, gli indennizi, cioè il risarcimento della perdita di fatturato. Certo. Allora, dicevo prima, la CGIA ha calcolato una perdita per le piccole e medie imprese di 420 miliardi. I ristori sono stati di 29 miliardi, cioè hanno coperto il 7% della perdita di fatturato e con la conseguenza poi della chiusura, se non del fallimento, di quel numero, centinaia di migliaia di imprese. Questo è il motivo per cui bisogna ripartire presto, ma per ripartire presto io sono contento che i familiari di Pelloni abbiano ricevuto da qui a poco il vaccino, però non sono tutti gli italiani familiari di Pelloni. E quindi mia madre è un medico, tutti i medici di base della provincia di Treviso sono i familiari. Assolutamente, sto dicendo... perché non sono i familiari di Pelloni, mio padre ha 65 anni e non si vaccina. Sto dicendo... Allora vorrei smorzare questa polemica che ovviamente perché rientra nelle categorie. No, perché in questo momento, allora scusa Fabio, in questo momento vengono vaccinati, come dice giustamente Pelloni, tutti i medici di base, i medici ospedalieri, perché è la categoria che era più a rischio e più vicina al Covid, quindi tutta quella categoria in questo momento viene vaccinata da domani, lo ricordiamo, a Treviso, e poi, come ci ha detto Benazzi, tutti i giorni. Finivo il discorso, non era finito lì. E cioè quelle categorie come i familiari o il familiare di Stefano Pelloni che vengono vaccinate non risolvono il problema della ripartenza del paese, risolvono il problema della tutela ovvia, necessaria, delle categorie non solo più fragili, ma delle categorie che operano come i sanitari sul campo di guerra, sul campo di battaglia. E il problema, ed è per quello che il governo avrebbe dovuto essere già predisposto o comunque adesso dovrebbe agire con uno scatto come hanno avuto altri paesi, per vaccinare più velocemente, per maggiori forniture, perché più tardano le forniture, più tarda l'immunizzazione di gregge, più tarda la ripartenza del paese e non ce lo possiamo permettere. Io volevo fare un'ultima domanda perché dopo dovremo andare in pubblicità. Proprio in queste ore si dovrebbe decidere se l'Italia, la divisione delle regioni in Italia, se arancioni, rosse, insomma, siamo abituati ormai a questa divisione. La preoccupazione di molti, ma soprattutto degli imprenditori, è quella di continuare dopo le festività ancora con delle restrizioni. È una preoccupazione importante perché, lo ricordiamo, ci sono davvero categorie che sono in ginocchio. Pelloni, ovviamente questa è la speranza, da una parte, che non si vada verso una fascia arancione, più che altro perché insomma ci sarebbero ulteriori restrizioni, dall'altra in realtà ovviamente la sanità e l'aspetto sanitario è più importante.
Sì, è chiaro. Allora, a me piacerebbe essere in zona verde dal 7 di gennaio, dopodiché il Veneto purtroppo è ad oggi la maglia nera fra le regioni italiane per contagi, per morti, per diffusione del virus. Questo è purtroppo successo perché nel mese di dicembre altre regioni hanno avuto delle restrizioni, noi siamo state zona gialla per tutto fino alle festività natalizie, insomma. Allora, la cosa che dobbiamo scongiurare in tutti i modi è una terza ondata che duri fino a febbraio, marzo. Cioè, ricordiamoci che l'anno scorso il coronavirus si è palesato a fine febbraio e per tutto marzo, aprile, insomma, quindi non è che ci potrebbe essere una terza, una quarta ondata. Ecco, se una restrizione sarà necessaria per il Veneto perché il virus è più diffuso rispetto a altre regioni, fino all'11, fino al 15, non lo so, e questo prudenzialmente ci potrebbe permettere di salvarci da una terza ondata. Io penso che il mondo economico, pur nei grandissimi sacrifici che fa, e io sono uno di questi, insomma, perché sono una partita IVA, allora capisco, penso che sia comprensibile fare un sacrificio per qualche giorno, insomma. Certo. Fabio Crea? Allora, in ottobre... In breve, dobbiamo fare in breve. Velocissimo. A fine ottobre il Presidente Conte ha detto chiudiamo un mesetto e ci facciamo un bel Natale. Abbiamo visto le sue previsioni come sono state rispettate. Prima di Natale, nella conferenza stampa, la solita conferenza stampa tardo serale, ha detto chiudiamo a Natale e ripartiamo certamente il 7 con le scuole aperte, eccetera, eccetera. Ricciardi e altri, e il Ministro Speranza, già oggi hanno detto non è che non riapre la regione Veneto, che con una fake news viene detta essere la maglia nera. Qui non ripartirà l'Italia, le scuole non riapriranno il 7, l'avevo detto in una precedente trasmissione, tenetemi questo spezzone perché vi dico che non riaprirà nulla il 7, tantomeno le scuole. Purtroppo non siamo in grado, noi inteso come Italia, anzi come governo, di prevedere nulla perché non c'è la capacità di realizzare un serio piano, una seria programmazione, a cominciare dalla scuola e dai trasporti. Pelloni, riaprirà questa scuola? Ma io penso di sì, io mi auguro che non riapra troppo, sinceramente. Ho avuto una breve conversazione con il presidente di MOM, il direttore di MOM Colladon, per anche capire quali fossero le istanze delle società dei trasporti, perché io penso che il problema non avvenga il contagio non avvenga nelle classi, ma avvenga nel trasporto, il quale mi diceva che lui era assolutamente preoccupato da una ripartenza al 75%. Una ripartenza al 50% era il minimo necessario. Allora, la didattica a distanza va bene, però sta lasciando indietro molti studenti, i più deboli. E allora sarà necessario fare tutti i sacrifici necessari perché anche la scuola riparta. Certo, non può ripartire al 100%, al 75%. Il presidente Colladon di MOM mi diceva che, e come mi sembra che abbiano trovato l'accordo con il prefetto su questo, che una ripartenza al 50% sia auspicabile. Sì, si parla di un 50% per il momento, poi ovviamente era tutto dipendente dai contagi. Vorrei chiudere proprio in brevissimo. Ieri il governatore Zaia alla domanda di un giornalista diceva se il governo, in breve proprio, se il governo non ha più se la maggioranza, scusate, non ha più la fiducia, si dovrebbe andare alle elezioni. Pelloni. Si va alle elezioni quando il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Il Presidente della Repubblica è certamente più saggio di me, di Zaia e di tutti gli altri e quando riterrà opportuno ne scioglierà le Camere. Se ci saranno altri governi e altre maggioranze e il Presidente della Repubblica riterrà che queste siano più, diciamo così, sia una strada più sicura per il Paese,
si continuerà, insomma. Fabio Crea, la vedo titubante. Perché la nuova maggioranza sarà composta da altri raffazzonati fuoriusciti di casa, qualcuno dei 5 Stelle, qualcuno da Toti, si diceva della moglie di Mastella. La maggioranza politica di questo Parlamento dovrebbe essere formata da questi soggetti, cioè soggetti provenienti da diversi partitini, come dice Pelloni, che diventano fondamentali per la tenuta di un governo debolissimo, come dimostra il fatto che un partitino come quello di Renzi oggi sta condizionando il momento politico del nostro paese. Quindi purtroppo sarà così, purtroppo qualche fuoriuscito di casa subentrerà nella maggioranza e continueremo in questo momento agonizzante fino al 2023. Nel 2022 questo stesso Parlamento, ormai totalmente delegittimato, andrà a votare il Presidente della Repubblica, che sarà evidentemente nominato da un Parlamento altrettanto Dunque siamo arrivati al termine proprio brevissimo, una cosa un po' più lieta. Pelloni cosa farà questa sera? No, guardi, purtroppo sarò con la mia fidanzata e i miei genitori, però abbiamo 2 nonni, io e la mia fidanzata, che non stanno tanto bene, quindi il morale non sarà dei migliori, ecco. Però festeggeremo un anno che si chiude e speriamo di ripartire al più e speriamo che il prossimo anno dia buone notizie e poi soprattutto un in bocca al lupo per le nonne. Fabio Crea, dove sarà? A casa mi godrò come ogni fine anno i miei 3 figli e mia moglie, visto che il tempo durante l'anno è sempre un po' tiranno, e quindi speriamo di non solo concludere bene ormai queste ultime ore, ma di ripartire per noi e per tutti gli italiani benissimo nel 2021. Grazie a Stefano Pelloni, grazie a Fabio Crea. Io vado in pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e, come vi avevo detto proprio all'inizio di questa diretta, è iniziata la campagna, la vera campagna vaccinale dopo la giornata simbolo del 27. È iniziata domani, parte da Treviso, in altre province come Belluno invece è partita oggi, e da Roma ci dicono che è stato messo in piedi e ufficializzato un gruppo di monitoraggio permanente della campagna vaccinale, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le regioni, e quindi si monitora l'andamento delle vaccinazioni sostanzialmente giorno dopo giorno. L'ha annunciato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. E questa è la notizia. Io vedo già sullo schermo il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Lo vedo già sullo schermo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti per questo fine anno. Grazie sindaco, anche a lei. Sindaco, una nevicata record. Una nevicata record ed è già la seconda, purtroppo, che ci sta mettendo un po' in difficoltà. Anche noi che di solito siamo abituati a gestire le nevicate importanti. Spero che invece la prossima, prevista sabato, non sia altrettanto cattiva, diciamo, perché ne avremo anche abbastanza adesso, devo dire la verità. Sindaco, a volte manca la neve, quest'anno invece fatalità, quest'anno con le restrizioni la neve invece c'è. Vedevamo le immagini, quella era sotto Guda, innevata, c'è anche giù a fondovalle, quindi a 1000 metri ne ha fatta davvero tanta, dai 1000 metri in su ce n'è troppa anche. Queste sono immagini forse della prima, adesso non so se sono le ultime, perché ce n'è di più adesso, comunque cerchiamo di fare quello che possiamo. E lei sindaco ci diceva che è prevista una nevicata ancora per sabato? Sabato dovrebbe nevicare abbastanza dalle previsioni che abbiamo, monitoriamo, non possiamo fare altro. Io mi auguro di non dover di nuovo aprire il centro operativo comunale, di non dover di nuovo essere in emergenza, di non dover di nuovo presidiare il municipio, cosa che negli ultimi anni purtroppo sta avvenendo sempre più spesso, soprattutto dopo Vaia il territorio è più debole, più fragile, e quindi
l'attenzione è maggiore e anche l'ansia, devo dire. Anche perché, Sindaco, insomma, dopo la tempesta Vaia purtroppo ci sono stati vari smottamenti, varie frane, quindi la montagna, come diceva lei, insomma, è più debole ed è monitorata costantemente. Si aggiunge a questo anche la difficoltà di avere un'emergenza sanitaria anche noi, non è che siamo immuni, anzi. La gente che viene in montagna ha in testa che lassù non ci siano problemi, invece abbiamo anche noi i nostri bei contagiati, le persone in quarantena, le persone che non stanno bene, altri un po' più asintomatici, e in tutto questo bisogna anche gestire quello che è l'inverno, e questo inverno è un inverno, mi sembra, piuttosto serio, è un inverno vero questo. Ecco, Sindaco, la chiusura, le zone rosse, arancioni, insomma la chiusura di tutti gli impianti, di tutte le attività turistiche, che cosa ha comportato per voi? Allora, la chiusura era doverosa, perché ritengo anche io che non ci si possa esimere dall'evidenziare una situazione ormai conclamata, quindi non critico assolutamente. Mi viene da dire però che la zona rossa non è seguita da un limitare gli accessi turistici, perché ieri sera a Cortina c'era la Movida, oggi a Roccapietore c'è la fila in vari punti, tutti con slittini, ciaspe e bob, bambini senza mascherina, generalmente più delle persone non rispettano le normative. Questo va assolutamente segnalato. Non vorrei che ci fosse una tranquillità d'animo tale per cui ci facesse pensare ad un nuovo Ferragosto come abbiamo visto quest'estate, insomma, ma mi sembra che questo sta accadendo. Dunque, Sindaco, una montagna affollata, noi pensavamo, insomma, come le città deserte ci fosse anche sostanzialmente una montagna deserta, invece lei ci dice di no. Io sono in contatto continuo oggi con i miei colleghi della zona Gordina e vedo che tutti quanti dicono la stessa cosa: file di automobili che si spostano, file di persone, gruppi anche piuttosto grossi che fanno brutto vedere. Devo dire che al contempo, almeno a Roccapietore, i cittadini di Roccapietore, forse anche sollecitati e più volte pregati di rispettare le regole, le stanno rispettando. Mi piacerebbe che le rispettassero anche chi viene per divertirsi. Capisco che il momento è delicato, capisco che siamo zona turistica, capisco che viviamo di turismo e che dobbiamo farlo anche dopo il Covid, quindi benvenuti a tutti quanti, ma rispettando le regole, altrimenti non ci siamo. Sindaco, c'è un po' la preoccupazione adesso per questo fine dell'anno che ci possa essere qualche veglione abusivo, perché non ci dovrebbero essere, e soprattutto ci sono controlli, visto che lei appunto ci diceva che ci sono anche tante file di auto che stanno arrivando nelle vostre zone. Ma sì, non vorrei qui scatenare un allarme magari esagerato, però indubbiamente l'accesso alle montagne è importante. Io credo che, mi auguro che stasera tutti sappiano fare un ultimo dell'anno diverso e più attenti alle norme. Abbiamo delle regole, io non so giudicare se sono giuste o sbagliate, non spetta sicuramente a me farlo. A noi spetta tentare di fare il possibile per farle rispettare. Non abbiamo delle polizie locali numerose, anzi i comuni di montagna sono noti per avere un vigile, 2 massimo, e spesso anche in convenzione, quindi non saranno sicuramente i comuni in grado di contingentare o di controllare.
Anche le caserme stesse dei carabinieri da noi sono piccole, quindi faranno il possibile. Caprile, che fa da caserma per i comuni di Alleghe, Roccapietro, Selva di Cadore e Colle Santa Lucia, quindi 4 comuni piuttosto estesi, sono 6 carabinieri, insomma, quindi non possono sicuramente fare i miracoli. Sindaco, un'altra cosa, la speranza adesso è per una ripartenza, si spera, dopo il 7 gennaio, dopo queste festività? Il problema diventerà economico, è ovvio che se non si può ripartire bisogna essere veloci e concreti con gli aiuti e con i ristori. Le attività, ma anche i dipendenti delle attività e gli stagionali non possono sicuramente sopportare a lungo una chiusura. Quindi bisogna essere concreti, torno a dire questa parola perché è la cosa più giusta da fare, concreti e veloci nei ristori, perché dubito che dopo il 7, io ho sentito l'ospite che avevate prima in diretta, concordo con lui che non sarà una ripartenza normale, il 7 dubito che le cose si siano risolte, il vaccino non farà i miracoli per parecchi mesi, quindi mi auguro che a livello governativo si sappia rispondere con dei ristori adeguati. Sindaco, lo faccio vedere anche ai telespettatori, la foto scattata di Cortina ieri, affollata, guardate, affollata di gente. Mai vista forse una Cortina così in questo momento, guardate, davvero immagini impressionanti, nonostante insomma la richiesta da parte anche dei sindaci di non andare insomma nelle zone turistiche, di non affollare le strade, e qui invece è come se non ci fosse la pandemia. Non so se riesce a vedere il sindaco la strada, la vorrei riproporre perché è davvero un'immagine, possiamo dirlo, un'immagine simbolo. Guardi, lei diceva la gente, la coda di persone, di auto che arrivano alle montagne, effettivamente, sindaco, anche Cortina è davvero piena di gente. Ma guardi, questa foto è arrivata anche su uno dei gruppi dei miei colleghi, con i miei colleghi, e è stata ampiamente commentata. Quello a Corso Italia nel centro di Cortina, diciamo che altre zone di minor richiamo, Roccapietro è una di queste, non abbiamo avuto questa situazione, però ripeto, anche da noi c'è stato un afflusso che non ci aspettavamo, cioè essere in zona rossa significa essere in zona rossa, perché se allora decidiamo che è verde facciamo tutti quello che vogliamo. Io ho appena pregato i miei cittadini di mantenere i comportamenti che ci stanno contraddistinguendo e di stare soprattutto attenti alle persone più deboli e agli anziani. Il Montanaro generalmente, ma abbiamo anche noi i nostri bei trasgressori, il Montanaro generalmente però è un soldatino, rispetta abbastanza quello che gli viene detto, però deve esserci anche dall'altra parte, cioè chi viene da fuori è in grado di farlo, altrimenti non vale a niente la nostra attenzione. Sindaco, volevo cambiare solo un attimo discorso. Lei aveva pubblicato, aveva detto insomma, che c'è stato un concorso con la richiesta di un operaio con patente, diceva si è presentato solo una persona, che fra l'altro non è neanche della vostra zona. No, io mi auguro che questa persona decida di cambiare vita a questo punto, di trasferirsi da noi, perché viene dalla Trevigiana, e che ho saputo che è una persona a prima vista anche valida, quindi potrà essere anche un arricchimento per la nostra squadra operai, ma questo è un dato di fatto. I contratti nazionali per i dipendenti pubblici comunali non sono più appetibili, c'è poco da dire, la gente non vuole più e le responsabilità di guidare i mezzi sulle strade sono sempre maggiori
le difficoltà sono importanti, la neve è uno dei problemi, ma non è solo quella, e quindi non c'è appetibilità nell'offerta. Abbiamo invece, tanto per dire, un concorso aperto che appena si sblocca questa situazione porteremo avanti, da vigile per polizia locale, dove ci sono 56 domande, vengono da tutte le parti del Veneto e anche addirittura dal sud Italia. Però quando apri un concorso da operaio con patenti, molti comuni lo stanno vedendo, non ci sono graduatorie aperte perché non ci sono domande, questo è un dato di fatto, ma credo il contratto nazionale e lo stipendio sia alla base di tutto. Sindaco, si aspettava una sola domanda e fra l'altro dal trevigiano? No, nel senso che è strano, spero che, ripeto, la persona decida di cambiare vita a questo punto e di trasferirsi da noi, è chiaramente il benvenuto perché abbiamo bisogno e saremo anche disposti ad insegnare quello che conosciamo, quindi la guida sulla neve, la guida particolare dei mezzi in momenti critici, eccetera. Quindi benvenuto, insomma. Vediamo come andrà Lo avete già contattato, Sindaco? Sì, lui è venuto a fare gli esami, ha passato l'esame anche dimostrando una certa abilità, quindi se ci sta sentendo sa che è il benvenuto. Io non l'ho conosciuto, non l'ho visto, ma mi hanno detto che è una persona di tutto rispetto, insomma. E qualora invece non dovesse esserci una risposta positiva, si rifarà il concorso? Sì, però i comuni sono legati a questo, no? I concorsi che vanno deserti e poi cosa si fa? Si apre di nuovo un altro concorso, ma non ci sarà una differente risposta. Ci stiamo attrezzando in maniera diversa con ditte esterne che operano per noi, chiaramente con costi più importanti, ditte esterne che operano con loro mezzi e vengono quando abbiamo bisogno. Questo sta succedendo in molti comuni anche a noi vicini, insomma. Sindaco, siamo quasi in chiusura, dopo dovrei dare la pubblicità. Che cos'è che si augura per questo 2021? Io l'ho detto ampiamente a tutti, anche l'altro giorno quando ci siamo scambiati gli auguri in municipio. Speriamo che non sia peggio del 2022. Sperare che sia meglio forse non è nemmeno corretto, perché sappiamo che a Rocca Pietra abbiamo capito che c'è sempre qualcosa che ti può succedere che è peggio della volta precedente. Baia ne è stato un esempio. Quindi non facciamo retorica, perché è facile dire speriamo che vada tutto bene, tutte queste storie qua. Andrà tutto bene, a me non piaceva questa primavera, non piace neanche adesso, quindi mi auguro che non vada peggio e che almeno per il mio comune si continui ad avere questo trend anche con il coronavirus che non ci ha portato finora nessuna vittima, e questa è la cosa più bella da dire. Perciò nella sfortuna e nel momento tragico e sicuramente non facile non siamo stati nemmeno troppo sfortunati. Grazie davvero, grazie Sindaco, grazie e buon fine dell'anno, grazie. Buon anno a voi e a tutti quanti gli ascoltatori, grazie. Grazie. Prima di dare la pubblicità vorrei far rivedere di nuovo, perché è veramente impressionante, la foto di Cortina. Guardate, una strada assolutamente affollata di persone, di turisti. Avete sentito anche il sindaco di Rocca Pietra che ci diceva code lunghissime da ieri di auto che stanno andando verso le zone montane, verso le zone turistiche, nonostante insomma ci fosse l'appello, oltre che siamo anche in zona arancione e rossa, quindi con i divieti che erano già in atto. È una strada dove il distanziamento non è facile. Lo rifarei vedere un'altra volta perché è davvero una foto simbolo di quello che sta accadendo in montagna. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria ed il meteo.
Il tuo dono può essere prezioso. Pensaci. Benvenuti al Meteo. Ultimo giorno del 2020 all'insegna di una temporanea pausa asciutta, ma sarà soltanto una breve parentesi, perché l'anno nuovo purtroppo non inizierà con i migliori auspici, quantomeno dal punto di vista del tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì 31 dicembre vedrà al mattino nubi basse e nebbie, in parziale dissolvimento con il passare delle ore. Al pomeriggio vedete ampie schiarite soleggiate, ancora nuove foschie in formazione durante la serata. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente qualche addensamento nuvoloso con anche isolati piovaschi. A seguire sarà più soleggiato un po' dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece sui 7-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 3 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo. Rieccoci nuovamente in studio, adesso mi vedete con la mascherina perché accanto a me ho due ospiti, l'ingegnere Giuseppe Quinto, vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, buongiorno. Buongiorno. E l'ingegnere Francesco Cicirello, vice direttore sempre dei Vigili del Fuoco di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, ingegnere, questo è stato un anno difficile, siamo ormai alla fine dell'anno, non ci saranno veglioni ma probabilmente i fuochi d'artificio ci saranno lo stesso. I soliti consigli, come... Sì, inevitabilmente i fuochi d'artificio ci saranno, persone che hanno acquistato materiale ce n'è di sicuro. Il consiglio da dare è questo, utilizzarli con la massima attenzione, evitando di utilizzare quelli che possono essere dispositivi pericolosi, magari comprati presso rivenditori non autorizzati, privi di qualsiasi certificazione, e per quelli invece comprati presso rivenditori autorizzati e quindi dotati delle adeguate istruzioni per l'utilizzo, attenersi alle istruzioni per l'utilizzo, quindi accenderli, allontanarsi e cercare di evitare di fare cose insensate e modalità di utilizzo non consone a quelle che possono essere le indicazioni del fabbricante. Ecco, per voi questa serata sarà una serata ovviamente per molti di voi di lavoro, perché insomma voi non vi fermate ovviamente per nessuna festività. No, è un giorno come tutti gli altri, cioè non ci sono differenze rispetto a un qualsiasi altro giorno dell'anno. È un giorno particolare perché è la chiusura di questo anno un po' funesto, un po' particolare, che sicuramente rimarrà nelle nostre memorie per lungo tempo. Anche noi abbiamo avuto i nostri, diciamo, positivi, un po' anche rientrando nelle percentuali, nelle medie nazionali, circa un 10% del nostro personale alla fine è risultato positivo. Per fortuna nessuno in maniera ha avuto esiti particolarmente gravi, quindi diciamo stiamo tenendo duro anche su questo fronte. Il numero di interventi durante l'anno tendenzialmente è un po' inferiore rispetto a quello degli anni passati, un po' i lockdown hanno contribuito a ridurre il numero di interventi da noi effettuati, comunque si attestano sui 5.500-5.600 interventi. Intanto vediamo le immagini. Interventi nel corso dell'anno con chiaramente più o meno tipologie più o meno gravi, dall'incendio, l'incidente stradale,
sono, diciamo, tipologie di intervento abbastanza che sono rimaste comunque ricorrenti. Segnalo qualcuno di quelli più importanti sia a fine 2019, a dicembre 2019 c'è stato un grosso incendio a Gorgo del Monticano che ha interessato un condominio e che ci ha costretti ad evacuare numerose famiglie, mentre invece nel giugno 2020 c'è stato in contemporanea con un evento atmosferico importante, c'è stato un incendio importante a Paese, a Castagnole, dove sono decedute due persone, che ci ha visto impegnati non solo nelle attività proprio di spegnimento, ma anche nelle attività poi di indagine successiva per capire un po' quali fossero state le dinamiche e le cause dell'evento. Quella era stata veramente una tragedia a cui avete purtroppo assistito davvero anche in diretta quasi. Sì, perché siamo arrivati sul posto, le fiamme erano ancora in pieno vigore, quindi le persone abbiamo tentato di porre in salvo le persone, ma probabilmente erano già in condizioni difficili da poter essere portate in soccorso. Nello stesso tempo abbiamo partecipato anche a delle attività internazionali, perché sia nel 2019, alla fine del 2019 abbiamo partecipato ai soccorsi per il terremoto in Albania, mentre invece ad agosto abbiamo partecipato ai soccorsi, alle attività collaterali al soccorso a Beirut a seguito dell'esplosione, e proprio ieri siamo stati allertati anche per il terremoto in Croazia, che poi non è stato necessario perché nell'ambito del meccanismo di protezione europea, che è quello che governa questo tipo di interventi, non c'è stata la richiesta di un soccorso da parte del paese che ha subito, diciamo, l'evento, per cui la nostra attivazione è rientrata, ma eravamo già pronti a partire. Voi siete sempre veramente in prima fila per tutti gli interventi, purtroppo per tutti i fatti di cronaca che accadono. Tantissime le chiamate che fanno i cittadini a voi, perché per ogni cosa i vigili del fuoco sono i primi ad essere chiamati. Quante sono le chiamate che vi fanno al giorno, e quali sono le richieste maggiori, a parte quelle poi insomma di gravi, di incendi o di incidente? Ma le richieste sono le più disparate, si va dal classico gattino sull'albero, o anche semplicemente alla richiesta di aiuto perché c'è un qualsiasi problema che non si sa da cosa scaturisca, da cosa possa avere origine, lo scricchiolio o l'odore di gas, cioè le telefonate sono migliaia. Purtroppo per fortuna sono preparati e adeguatamente istruiti quelli che rispondono al telefono, quelli che lavorano nella sala operativa, che quindi riescono in qualche modo a tranquillizzare la persona e a carpire quante più informazioni possibili per cercare di dare una priorità all'intervento piuttosto che ad un altro. Ecco, ricordiamo i numeri, prima li stava dicendo, il numero degli interventi che avete avuto quest'anno. In questo momento siamo a quota 5.579, se non sbaglio il numero esatto è proprio questo, e quindi diciamo ormai ci attesteremo su questa cifra nell'arco dell'anno. Si tratta comunque di una cifra inferiore, ripeto, inferiore rispetto a quella degli anni precedenti, ma stiamo parlando di 15 interventi al giorno, che dal più semplice al più grave ci impegna quella media di 1-2 ore per ognuno di essi. L'intervento più curioso, perché poi a voi vi capitano sicuramente gli interventi curiosi. Ma interventi curiosi sono quelli che
nei quali poi ci sono delle ripercussioni anche che vanno sul particolare, ma specialmente quando poi ci sono interventi che coinvolgono noi stessi. Cioè, ricordo così a memoria, giusto per forse anche per un po' sdrammatizzare il momento, una volta che una squadra delle nostre si trovò bloccata in un ascensore, fu costretta a chiamare i colleghi per soccorrere loro. Quindi una cosa che è avvenuta diversi anni fa, ma che ancora oggi ricordiamo come particolare. Poi ci sono le classiche chiamate un po' particolari per il recupero di animali o di persone o di piccoli animali nascosti in posti strani che incutono quel senso di timore per la persona, ma magari di ilarità da parte nostra, che quindi in qualche modo vengono effettuati chiaramente senza nessun tipo di problema. Voi, come abbiamo detto, insomma, siete pronti a partire non solo per gli interventi, ce lo stavamo dicendo prima, non solo per gli interventi qua in zona, ma anche quando venite chiamati in altre regioni, in altre zone per vari fatti. Vogliamo ricordare insomma anche i terremoti, voi siete i primi. Sì. Cioè, qui a Treviso abbiamo un nucleo specializzato per il soccorso in ambito urbano, per la ricerca e il soccorso di persone sotto le macerie. Quindi insieme a Venezia, Treviso, Venezia, adesso un po' tutto il Veneto, vede la presenza di queste persone, di questo personale specializzato che interviene a seguito di interventi in cui è prevista il coinvolgimento di persone a seguito di crolli, eccetera. Quindi siamo intervenuti chiaramente in tutti i terremoti che ci sono stati negli ultimi 50 anni, quindi sia dal terremoto dell'Umbria, quello dell'Aquila, quello del Molise, quello dell'Italia centrale, Amatrice, quello dell'Emilia Romagna, ma anche a seguito del crollo dell'albergo Rigopiano e quello del Ponte Morandi. I cittadini hanno sempre avuto una sorta di ammirazione verso i vigili del fuoco, per ogni cosa vi chiamano. Che cosa vuol dire essere vigile del fuoco per voi? Vigile del fuoco è un po', noi diciamo spesso, è un po' una missione, nel senso che uno deve effettivamente volerlo, un po' sognarlo già da piccolo, di diventare vigile del fuoco e poi magari cercare di raggiungere l'obiettivo. È un lavoro molto particolare che ci vede impegnati sui fronti più disparati, dalla progettazione di un'attività, quindi l'esame del progetto di un'attività industriale magari anche complessa da un punto di vista tecnologico, nella quale dobbiamo cercare di capire quali possono essere i rischi di incendio e cercare di ridurli già dal progetto, fino ad arrivare alla formazione che spesso facciamo anche agli ingegneri, ai professionisti, agli architetti, ai geometri, ma anche ai semplici operai di una ditta, per poterli istruire sulle attività di emergenza, cioè su quello che devono effettuare in caso di emergenza, quindi i cosiddetti addetti antincendio delle attività lavorative. Sono persone formate da noi che effettuano poi delle prove d'esame presso di noi prima di ottenere un attestato che li conferma come addetti, componenti della squadra aziendale antincendio, e quindi ci troviamo ad avere rapporti con persone delle più diverse, quindi a doverci anche adeguare alle
alle professionalità, alle persone con le quali ci troviamo di fronte. Tra l'altro adesso questo è stato un anno sicuramente difficile e particolare, però insomma negli anni scorsi siamo anche venuti più volte da voi nella vostra caserma, perché arrivavano anche i bambini con gli occhioni spalancati quando vedevano voi nei mezzi o piuttosto insomma nelle gru. Erano veramente, si spera che il prossimo anno o perlomeno insomma quando la vita ricomincerà insomma pian piano. Sì, quest'anno infatti l'annuale appuntamento che abbiamo con le scuole della provincia è saltato. A maggio eravamo in un momento non propriamente consono per questo tipo di attività, per cui ci ripromettiamo di rinnovare l'appuntamento al prossimo anno, quello che sta entrando adesso, e quindi rinnoviamo l'invito per tutte le scolaresche di venire nella giornata che noi dedichiamo alla scuola, ai bambini, per poter in qualche modo. Che effetto vi dà vedere questi bambini, perché sono veramente, li abbiamo visti insomma quando siamo venuti, veramente con gli occhioni spalancati. Sì, sono dei momenti che per loro, mi rendo conto, rimangono impressi per diverso tempo. Cioè, noi nei giorni successivi a questi incontri ci ritroviamo sommersi da lettere, disegni nei quali loro in qualche modo mettono in evidenza il momento che li ha in qualche modo maggiormente colpiti, e ci regalano queste emozioni particolari. I momenti più emozionanti, forse, che adesso che faccio mente locale, forse è stato quello quando, in occasione dell'intervento del Ponte Morandi l'anno scorso, la popolazione, in un'occasione in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con la popolazione, ci ha fatto un applauso. Eravamo noi tutti in divisa, quindi stavamo entrando in un locale, e ci ha applauditi per un lungo tempo e ci ha lasciati un po'. Cosa avete pensato il primo momento, proprio con l'applauso? È un ringraziamento della gente verso il vostro operato? Ma io penso che queste siano le segnalazioni di affetto che maggiormente poi lasciano il segno in noi. Cioè, noi magari l'intervento lo facciamo perché per noi è un'attività, tra virgolette, ordinaria, per la quale siamo stati formati, per cui lo svolgiamo in relativa tranquillità, cioè pur essendo esposti ad un elevato rischio lo facciamo senza troppo pensarci, mentre invece, visto dall'esterno, viene maggiormente valorizzata questa nostra propensione al rischio, quindi a esporci ad un rischio per portare in salvo una vita, un qualcosa, e questa cosa effettivamente porta le persone ad avere una grande considerazione, che chiaramente noi non possiamo che ringraziare e apprezzare sicuramente. Anche perché, insomma, vogliamo ricordarlo, interventi dove comunque voi rischiate, vi mettono anche in pericolo, insomma non sono interventi facili, andare in un incendio o comunque estrarre magari una persona da una macchina che magari potrebbe anche prendere fuoco, cioè non sono interventi facili, vogliamo dirlo. Sì, non c'è l'intervento facile, certo. L'intervento difficile, perché alla fine l'esposizione al rischio è sempre elevata, perché altrimenti il vigile del fuoco non verrebbe chiamato. È chiaro, uno lo fa sapendo di esporsi a questo, valutando chiaramente la situazione, esponendosi inevitabilmente ad un certo fattore di rischio, però con tutte le misure di sicurezza e dispositivi di protezione che abbiamo in dotazione, con le procedure
che abbiamo imparato e memorizzato e alle quali facciamo riferimento, e quindi cercando di minimizzare quanto più possibile l'esposizione al rischio da parte nostra. Però chiaramente da fuori questo non si vede, e allora si vede una persona che si butta nelle acque impetuose, certo, di un torrente per salvare magari la pecorella o non necessariamente una persona, ma anche un animale o una cosa. E progetti, iniziative per il prossimo anno? Progetti, purtroppo le situazioni che ci hanno in qualche modo caratterizzato questo anno non ci hanno permesso di fare progetti particolari, però sì, l'intenzione è quella di comunque migliorare sempre di più la nostra attività di soccorso, cercare di migliorare anche le attrezzature e i dispositivi di protezione che abbiamo in dotazione. Questo lo facciamo chiaramente come corpo nazionale, quindi lo facciamo a livello centrale a Roma, ma a queste decisioni spesso partecipiamo anche noi come personale di periferia. E poi quella di continuare con l'attività di formazione, con l'attività di prevenzione incendi, cercando di ridurre questo numero di interventi che annualmente ci troviamo a dover fronteggiare. Senta, canne fumarie, sembra un argomento che magari uno dice però è uno dei problemi. Molti hanno detto vabbè, quest'anno non lo facciamo, un po' per il lockdown, un po' perché c'è stata l'epidemia, invece insomma è importante, no? Sì, le canne fumarie purtroppo è una tipologia di intervento ricorrente, soprattutto in questo periodo invernale, in cui se ne fa un utilizzo maggiore. L'accortezza qual è? È quella di, come al solito, di far fare i lavori di installazione di una semplice canna fumaria, che uno potrebbe pensare no, ma posso realizzarli. Anche di pulizia poi. Ma oltre che la pulizia, proprio la realizzazione della canna fumaria spesso viene affidata a persone non qualificate, non adeguate, perché io vado a comprare la mia stufa a pellet al rivenditore quasi al supermercato, e poi l'installazione penso di poterla fare autonomamente, magari con l'aiuto del vicino di casa o dell'amico, ma in realtà una canna fumaria necessita di una progettazione, nel senso ha bisogno di essere realizzata secondo dei criteri, che sono dei criteri dettati da delle normative. Per cui la canna fumaria di un impianto a gas, tanto per fare un esempio semplice, non può essere la stessa canna fumaria di un impianto a legna, perché l'impianto a gas è un impianto progettato per ottimizzare il combustibile, per cui il gas viene bruciato ma ne viene utilizzato tutto il calore che produce, anche quello dei fumi di combustione. Per cui il gas di combustione, prima di andare in canna fumaria, passa attraverso dei dispositivi di raffreddamento per poter utilizzare il calore anche dei gas di combustione. Per cui quando il gas di combustione arriva in canna fumaria ha una temperatura relativamente bassa, dell'ordine dei 105-110 gradi, per cui una canna fumaria anche in acciaio è benissimo capace di sostenere questo tipo di temperature. Se invece quella stessa canna fumaria io la utilizzo per un impianto a legna, perché ho sostituito l'impianto a gas con un impianto a legna, non è più adatta. Possiamo dire anche che cosa può provocare? Può provocare semplicemente il gas di combustione di un impianto a legna hanno temperature molto più alte, per cui andando in canna fumaria, se la canna fumaria non è sufficientemente coibentata, non è realizzata secondo le normative vigenti, con un adeguato tiraggio, un'adeguata struttura, una realizzazione adeguata, può provocare l'incendio della canna fumaria o del tetto.
L'incendio della canna fumaria significa l'incendio della fuliggine, come si diceva, che si è accumulata negli anni e che io non ho pulito, che in un impianto a gas non ho, ma che ho in un impianto a legna. Oppure l'incendio del tetto, se quella canna fumaria è a contatto con le travi in legno dei tetti in legno che molto diffusi nella tipologia edilizia del territorio, che facilmente prendono fuoco. Sono interventi, fra l'altro, che purtroppo fate anche spesso. Facciamo spesso e che purtroppo provocano tanti danni, perché il fuoco si sviluppa nell'intercapedine del tetto ventilato, dove c'è l'isolante termico che è quello che brucia più facilmente, più velocemente del legno, quindi si sviluppa all'interno dell'intercapedine, noi non lo vediamo e siamo costretti a tagliare, perché l'unico modo per contrastare è tagliare la parte di tetto non ancora interessata dalle fiamme e quindi danneggiare il fabbricato. Un consiglio quindi alle persone, ai cittadini? Il consiglio è sempre quello di effettuare questo tipo di acquisti, questo tipo di lavori, di installazioni, facendo riferimento a personale, a ditte specializzate che sanno come comportarsi, sanno come realizzare una canna fumaria adeguata per quella tipologia di impianto, perché la stufa a pellet ha delle caratteristiche, la stufa a legna ha altre, il caminetto ce n'ha altre ancora, e quindi fare in modo che l'utilizzo ordinario di questi dispositivi non possa recar danno all'abitazione in cui mi trovo. Siamo arrivati quasi al termine, che cosa si aspettano i vigili del fuoco per il 2021? Beh, si aspettano come tutti, presumo, come un po' tutti i cittadini, la fine di questa epidemia, e il ritorno alla vita normale, ai nostri interventi, i numeri di interventi a cui siamo più abituati, e magari alla possibilità di stringere la mano alla persona alla quale abbiamo portato soccorso, cosa che purtroppo oggi non possiamo ancora fare. E chiaramente che l'anno, come sempre, che ci si augura che l'anno sia migliore di quello precedente, ma forse quest'anno è più facile dirlo. Dovrebbe essere più facile dirlo, speriamo che sia così. Io vi ringrazio l'ingegner Quinto e anche l'ingegner Cicirello per essere stato con noi. A me non rimane che chiudere questa diretta e augurarvi un buon fine dell'anno e un anno, si spera, davvero migliore, il 2021. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.